Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui nella sala consigliare del Comune di Campo San Martino. Come sindaco vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver deciso questa sera di essere qui con noi e approfondire questo tema di questa sera. Europa sì, Europa no. Quindi avete preferito, invece di guardare la televisione o fare altro, togliere un po' di tempo alla famiglia e stare qui con noi per cercare di avere una consapevolezza maggiore su questo tema sicuramente molto molto importante che riguarda tutti noi. Ringrazio i nostri ospiti, ma passerò poi la parola a Giorgio Stocco che andrà a presentarli e auguro a tutti una buona serata con questa rinnovata conferenza del venerdì a settembre, poi continueremo per tutti i venerdì anche di ottobre e novembre. Abbiamo anche delle novità, ne aggiungo una dal programma che poi Giorgio magari andrà a elencare, che avremo anche un sabato, quindi uno speciale un sabato con Magdi Cristiano Allam, che sarà in questa sala a presentare il suo libro. Passo la parola quindi al nostro moderatore Giorgio Stocco. Grazie al moderatore, grazie a tutti, grazie al sindaco di averci concesso questa sala per fare queste conferenze, questi confronti, queste conoscenze affinché il nostro cervello possa sempre funzionare meglio. Siamo reduci, come tanti lo sanno, dall'8 settembre dove abbiamo invitato il dottor Massimo Citro, dove c'è stata veramente una grande marea di persone. Il sindaco ha calcolato 800 persone, io non dico niente, tanto sono orbo, non c'è problemi, quindi mi fido del sindaco. Allora questa praticamente sarebbe la seconda ma la prima che facciamo in questa stagione nella sala consigliare. Abbiamo voluto fare questa conferenza, questo combattimento, tra virgolette ovviamente combattimento, fra 4 persone che vanno a confrontarsi su Europa sì, Europa no. Volevo assolutamente dire una cosa, che questa non è una campagna elettorale, niente, è solamente perché adesso magari manca 10 mesi, 9, quello che è alle elezioni europee. Non mi interessa la campagna elettorale per questo partito, per l'altro, eccetera. Si cerca di fare un po' di politica non partitica, ecco, mettiamolo in questa maniera. E allora abbiamo invitato 4 persone, come vi dicevo. Intanto Manuel Fagan, che è consigliere comunale qui di Campo San Martino, nella lista civica, spero di dirlo bene, Insieme per il futuro. Ho detto bene, Manuel? Nostro impegno per il futuro. Io proprio, vabbè. Nostro impegno per il futuro, questa era la lista civica in cui Manuel fa parte. Poi abbiamo invitato Gilberto Trombetta, giornalista, che è segretario politico del movimento Fronte per la Sovranità Popolare, che è circa un anno che lo conosco, quindi una persona molto molto preparata su queste questioni dell'Europa. Dall'altra parte, cioè dell'Europa cosiddetto del sì, ho invitato Piero Ruzzante. Piero Ruzzante oggi è scrittore, ma con Piero Ruzzante abbiamo cominciato, io ero a Rovigo, lui era a Padova, nella Federazione Giovanile Comunista, ognuno ha fatto i propri percorsi. Lui è diventato, è entrato nel PDS, poi nei DS, eccetera, è stato 2 legislature praticamente onorevole, quindi a Montecitorio, e poi anche per 2 volte, per 2 legislature, anche consigliere regionale nel Veneto. Quindi uomo che, diciamo, per tantissimi anni ha dato il suo contributo alla politica attiva. Adesso fa lo scrittore, e allora dopo magari dirà 2 parole, ma intanto lo dico.
ha scritto un libro sul Vajont. Sapete che il Vajont è stata una tragedia, diciamo così, anzi io la chiamo strage dal mio punto di vista, 60 anni fa, proprio il 9 di ottobre, e quindi sta uscendo adesso il libro appunto di Piero, il 9 di ottobre appunto di 60 anni fa è successo che 1910 persone, questo è il calcolo, questo che hanno detto, sono morte, donne, bambini, vecchi, eccetera, eccetera. Quindi è un posto dove quando ci vado veramente sento piangere un qualcosa, perché veramente è stato uno strazio, diciamo così. E dopo volevo così all'interno magari di questa serata, di questo fuori programma, che magari Piero 2 minuti possa presentare questo suo libro. E poi c'è Diego Crivellari. Diego Crivellari praticamente è un mio compaesano, io ormai sono padovano da anni, però è un mio compaesano perché viene da Rovigo, e grazie a una mia cara amica che è presidente dell'ANPI attuale di Rovigo, Antonella Tofanello, me l'ha presentato dicendo viene Diego Crivellari, ho detto ok, non c'è nessun problema. Diego Crivellari attualmente è del direttivo regionale Veneto del Partito Democratico, è presidente del CUR, Centro Universitario di Rovigo, mi pare vero Diego? Anche consorzio, quindi è presidente in questa parte, è un docente e quindi è stato anche lui parlamentare dal 2013 al 2018. Bene, mi pare di aver detto tutto e presentato tutto. Io ripasserei la parola ancora al sindaco, perché ci saranno 2 brevi documenti, 2 filmati di 4 minuti all'uno, quindi 8 minuti, e dopodiché partiamo con la nostra storia. Okay. Vai sindaco. Innanzitutto facciamo un grande applauso ai nostri ospiti. Valore e ciò che rappresentano la grande cultura e l'esperienza assodata nel tempo. Per rendere anche più piacevole la serata volevamo partire con 2 contributi video e quindi adesso spegniamo un attimino le luci. Sono contributi, uno del professor Romano Prodi e uno di Vittorio Sgarbi. Diciamo quello di Vittorio Sgarbi è anche un po' sopra le righe, sappiamo che è fatto così e nessuno dovrebbe. Presidente Prodi, mancano 27 giorni all'euro, un grande traguardo raggiunto, non c'è dubbio, ma intanto l'Europa politica è ancora lontana, secondo lei? La stiamo costruendo. È difficile che io le risponda se è lontano o vicina. Ci abbiamo messo 45 anni a arrivare all'avvenimento alla moneta che celebriamo adesso. E la politica unica estera dell'Europa, la unità politica, richiederà altrettanto tempo, però stiamo andando avanti bene nella direzione giusta. Torniamo alla moneta. Dal 1° gennaio tutti gli italiani avranno in tasca l'euro. Secondo lei quali saranno i veri vantaggi concreti per i cittadini? C'è il vantaggio immediato che, se Dio vuole, andiamo in tutti i paesi europei quasi con una sola moneta. Secondo, chiunque opera in economia farà un listino a prezzo solo, avrà subito la certezza della concorrenza, le imprese avranno un quadro preciso. Se lei potesse dare un consiglio ai cittadini che si preparano ad avere l'euro, qual è? Di essere cattivi, di litigare, cioè noi italiani, confronti è bellissimo vedere l'atteggiamento diverso, no? In questi paesi del nord Europa si litiga per un centesimo, cioè si litiga, si discute, fa il resto, no, guardi mi ha dato questo. L'italiano ha come Questo tratto signorile. questo tratto signore che accetta tutto. E nel passaggio della moneta questo è disastroso. Quindi siate cattivi. Ad un certo punto, Presidente, nel cammino verso la moneta unica c'è stato un momento nel 98 in cui l'Italia sembrava non farcela dentro l'Europa. Lei allora era Presidente del Consiglio. Ha avuto mai sinceramente un momento nel quale ha temuto di non farcela?
E io sono sempre andato avanti, fino a che proprio nel 97 inoltrato, in ottobre, non c'è stato un momento in cui all'incontro italo-francese in Savoia Chirac ha detto va bene, non c'è Europa senza l'Italia, e allora è cominciata la corsa. Presidente, in questo momento dall'America arrivano dei segnali allarmanti per l'economia, come lei ha anche detto, e lei crede che l'euro potrà mettere al riparo l'Europa dalla dilagare della crisi internazionale? Cosa sarebbe successo dopo l'11 settembre? Ci sarebbero state speculazioni selettive che avrebbero preso una moneta per volta e avrebbero picchiato, come è stato in passato. Non è successo nulla perché c'era l'euro. Lei ha più volte affermato che per fare l'Europa unita l'euro è un primo passo importantissimo, ma non basta, c'è bisogno di affrontare i nodi strutturali, le grandi riforme, ad esempio la riforma della previdenza, quella del mercato del lavoro. Perché queste riforme sono così importanti per il futuro dell'Europa? Perché quando abbiamo la stessa moneta non si può per definizione svalutare, non si possono cambiare i tassi di interesse, e allora se ci sono delle diversità di andatura nella corsa fra diversi paesi, ma qui domani può succedere. La flessibilità del mercato del lavoro è uno degli elementi più importanti per la competizione. Quando le dico che noi in Europa stiamo cercando l'armonizzazione è perché vicino alla parola flessibilità bisogna sempre aggiungere la parola con trasparenza e con chiarezza di regole. Attenzione che il mercato del lavoro non è un mercato normale. Il lavoratore è un uomo, perché il mercato del lavoro nella storia è sempre stato così diverso dagli altri mercati? Ma solo per la prepotenza dei sindacati? No, è stato diverso anche perché incide sulla vita, incide sulla dignità. Ecco, allora flessibilità ci vuole, perché siamo arrivati a dei punti di rigidità che non hanno alcun senso. Grazie Presidente. Grazie. Allora, Romano Prodi dice che siamo arrivati a punti di rigidità. Sì, facciamo partire anche l'altro? Sì. L'altro. Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo! Ciampi e Prodi, vaffanculo! Non l'ho presa io, no, non l'abbiamo presa, non c'è stato un referendum, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. Io ero in Parlamento e non ho votato nulla, l'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi, punto. Però ti prego un attimo, fai parlare. Io non ho deciso, dice gli italiani, io sono italiano, io voglio la lira, solo per la lira. Però non ci sei solo tu in Italia, soltanto che ho deciso, non ho deciso un cazzo. Non ci sei solo tu qui. Vabbè, però io sono per la lira. Allora, quello l'abbiamo capito. Chiedo gentilmente di non usare al pubblico il principio che uso più sia la vacca del suo, in Brianza diciamo in questo modo, che tradotto in italiano vuol dire chi crede di più la mucca è sua, non è così. No, ma dico che gli italiani Siamo freddi. Non è vero. Allora, gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum forse, ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, Sgarbi, dai, Vittorio però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ciampi guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, No, perché dico, ma io sono italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai sentire però. Sono italiano no, parla di me. Ma me la fai sentire però. Dici che usi la politica italiana di centro-sinistra, Ciampi e Prodi è entrata nell'euro. Questo lo ascolto. Va bene, abbiamo capito. Ecco. Brambilla. E anche Berlusconi, se non ne frega un cazzo che di Berlusconi. Brambilla. Faccio l'ultimo tentativo. Sì. Allora, non si scoraggi. No, vabbè, cioè, non è questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone. Cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso, non sono candidato. Ho capito, Sgarbi, Ha detto gli italiani, io sono italiano, vai a casa, non rompere i coglioni. Io non getto fumo, tu lo getti. Vittorio, per piacere. No, siccome dice, a te che devo gettare fumo? Io non voglio consenso, non voglio essere gli altri ti ma parli per sé, dica che vuole l'euro, non parli per me, io non lo voglio. Stai mandando a quel paese in mezza Italia. Permetti che qualcuno ti critichi accettando. Ho capito, ma non potrà criticare senza che rispondi ogni volta, no? Ti ho detto che volevo difendere Moretti, per me difendere la parte di o difesa Andreotti, io
dici? Ma non difendo lei, no, ma non ci interessa. Perché parli, ma di cose precise, ma non dica cose che riguardano. No, però dai, veramente, dai, Allora, in democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero. dai, ma non è un andiamo dritti al punto. Allora, gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo dicevano? Ma dove? Ma con chi? A chi? Ma che cazzo dici? Non fare gli italiani, parla della politica italiana, parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo, c'è un conformista. Io sono italiano, perché devo parlare per Posso fare? No, posso fare? Io sono tedesco, io sono svizzero. Posso fare un discorso serio? Sì. Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, mi sembra di aver capito. No, allora dai, fammi questo. Mi fai? Non lo so, dai, prima era d'accordo. Ti prego, dai, fammi sentire anche gli altri, grazie. Ma dimmi che alternativa avevano con gli italiani, se non lo volevo, io non lo volevo. Vabbè, ma questa è una forma di intimidazione verso chi sperimenta. O stavo imponente, ho potuto decidere, no. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione, sono il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Allora, io adesso voglio sentire il parere di Brambilla, non voglio sentire il tuo. Dai. D'accordo, ma che non parli di me? Dai, grazie. Come dicevo, gli italiani... No, però lui non deve stuzzicare. allora c'è sempre ragione lui. Gli italiani hanno avuto modo durante questi anni di decidere. Fanculo. Ma dove decidere? Dove? Vabbè, ho capito, però veramente no, sul serio, sgarro. Ma perché non parla? No, ma però questo qui è una forma che non è accettabile. Dice sempre la stessa non è cosa. accettabile, questa cosa non è accettabile, Ma quindi che c'è? Ma vi fai la cortesia. Non volevate l'euro? Non volevate l'euro? Capito? Parla per altri, parla per gli svizzeri, per i tedeschi, per le capre. Mi dispiace che tu stasera faccia così, mi dispiace. Ma sono serenissimo. No, non sei sereno per niente, mi dispiace, la trovo una forma molto prepotente e autoritaria di stare in uno studio televisivo, va bene? Abbiamo voluto far vedere dei video anche un po' per stemperare e far rompere un po' il ghiaccio sulla serata, quindi scusate i toni un po' alti. Do lettura della prima domanda che abbiamo predisposto a seguito anche della visione di questi video. Nel primo video Romano Prodi dichiara che stiamo andando avanti bene nella direzione giusta. Alcune fonti, però questo non è chiaro, gli attribuiscono una frase che è rimasta abbastanza nell'immaginario collettivo a lui attribuita, che con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più. Si è avverato tutto ciò a distanza di oltre 20 anni? A chi passiamo la parola, Giorgio? Beh, io direi di passare la parola a Manuel, così per padrone di casa, nel senso che è consigliere comunale qui del paese, quindi ecco, volevo però dire ai nostri ospiti, se io non stiamo qui a regolamentare i 2 minuti, 3 minuti e 4, cercate voi di stare un po' nei tempi, insomma, ecco. E quindi io darei la parola a Manuel e dopodiché o Piero o Diego magari daranno la loro, uno dirà la sua e dopo passerà la palla a Gilberto e via discorrendo. Ecco, facciamo così se siete d'accordo, ovviamente. Ecco. Manuel, se sei d'accordo? Ok, vai. Buonasera, io sono molto pratico e poco tecnico su dati e numeri vari. Tengo a sottolineare che faccio parte del gruppo Nostro Impegno per il Futuro, però questa sera parlo a titolo personale, quindi non a nome del gruppo. Ecco. La domanda cioè, la risposta secondo me è no, non si è avverato. Io so solo che i miei nonni sono riusciti a farsi una casa, aiutare a fare la casa ai loro figli, quindi anche a mio papà, ai miei zii. Io sono 15 anni che lavoro e ho i soldi neanche per fare il progetto della casa, per cui decisamente no, non si è avverato tutto quello che ha detto Prodi.
sì, sarò anch'io rapido, poi completiamo un po' di là. Intanto ringrazio per l'invito, per la possibilità insomma, di interloquire. Sono anche interessato poi insomma, a ragionare, a capire le argomentazioni che verranno avanti. La profezia o la valutazione, no, che veniva dal filmato di Prodi non si è realizzata, nel senso che l'Europa non è stato l'albero della cuccagna. Non è un argomento sufficiente però per farci dire che adesso dall'Europa improvvisamente usciamo per andare a finire dove, insomma. Vorrei anche capire stasera qual è il modello, qual è l'alternativa che può avere un'Italia fuori da un contesto europeo, insomma. Quindi questo, diciamo, secondo me è il punto di maggior rilievo su cui provare a concentrarci questa sera. E mi prendo 30 secondi in più per dire che ho ascoltato anche ovviamente Sgarbi, che nella sua, come dire, follia però forse voleva segnalare una cosa, cioè che l'Europa probabilmente è stata costruita con un deficit democratico di partecipazione che esiste magari ancora oggi. Ecco, questo è un altro tema di rilievo e molto interessante anche magari da affrontare questa sera, ma il fatto che l'Europa sia stata costruita con un percorso, diciamo, non sempre così democratico e aperto, non è a mio avviso un argomento per dire no all'Europa e prefigurare altri scenari, non so se sudamericani, africani o di quell'altro tenore, insomma. Quindi da questo punto di vista io penso che si possa e si debba per molti versi anche criticare e vedere quello che non ha funzionato, ma non riesco francamente a immaginarmi oggi un'Italia fuori dal contesto europeo e fuori dal contesto anche dell'euro. Questo per sintetizzare, poi andremo magari più in profondità su questi argomenti, insomma. Chiedo scusa, la risposta è no. La previsione di Prodi non si è avverata neppure per lei. Nel senso, la previsione di lavorare un giorno in meno, magari, nel senso che faccia. Io vorrei capire la risposta. Domani mattina vado a scuola, quindi quello è l'orario che ho, non penso sia variato, anzi per certi versi, quindi non è diciamo, però dico, non faccio la discussione sulla mancato avverarsi di quella profezia, perché se dovessimo andare in cerca di quello che ha detto Prodi, Berlusconi, Meloni, in tutti questi anni, diciamo che la politica è un'arte assolutamente fallibile, insomma. Se mi si chiede, ho ascoltato quello che ho sentito, se l'ha detta veramente, chiaramente la risposta è no, ma non credo che questo sia un argomento così forte da farmi cambiare idea sul fatto che perché Prodi abbia detto queste cose 20 anni fa, adesso noi ci riduciamo a voler uscire dall'Europa, insomma. Questo non so se l'ho risposto, se ho spiegato insomma l'orientamento. Sì, e farei una preghiera però al pubblico, perché noi diamo dopo lo spazio, alla fine, fra un'oretta circa, uno spazio anche per il pubblico, quindi potete fare le domande, segnatevele come volete, però perché altrimenti viene fuori un battibecco, diciamo così. Allora è meglio lasciare lo spazio ai nostri ospiti e poi gentilmente voi potete fare le vostre domande. Gilberto Trombetta. Ringrazio anch'io per l'invito e per questa occasione, perché come ho avuto modo di dire, finché ci raccontiamo le cose tra di noi che la pensiamo sempre allo stesso modo, non penso sia utile a nessuno. Invece è bello una volta ogni tanto potersi confrontare con chi la pensa in maniera radicalmente diversa, come è legittimo che sia. Ci tengo però a rassicurare i due relatori che nessuno di noi vuole uscire dall'Europa, che è un continente, anzi noi ci vediamo fortemente europeisti, abbiamo qualcosa da dire invece sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e all'Eurozona. È vero che la politica non è una scienza esatta, sono d'accordo che magari andare a prendere dichiarazioni di 20 anni fa, verificando se si sono realizzate o meno, ha poco senso. Può essere un po' più interessante magari invece andare a prendere quelle dichiarazioni anche di 30, 40, 50 anni fa, perché il processo di integrazione europea è molto lungo, nasce sicuramente prima dell'euro ma anche prima dell'Unione Europea. In Italia c'è stato un periodo in cui c'è stato un dibattito molto sano, come deve essere una democrazia, che è stato sul finire degli anni 70, cioè quando si discuteva dell'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo, che non era una moneta unica, era un accordo di cambi fissi, ma possiamo ritenere a tutti gli effetti un antesignano, il padre putativo dell'euro. Ebbene, in quegli anni Berlinguer aveva perfettamente chiarissimi quali erano i rischi
di mettere il carro davanti ai buoi, che sono le stesse parole che sono state usate in Francia dai socialisti e dai comunisti e da Napolitano, che ci ha lasciato da pochi giorni. Tra l'altro inviterei tutti, se non lo conoscete, ad andarsi a leggere l'intervento che Giorgio Napolitano fece alle Camere il 13 dicembre del 78, esprimendo la contrarietà del Partito Comunista all'ingresso nello SME. Ebbene, tutti i rischi che paventava Napolitano raccontando i tecnici si sono puntualmente realizzati, perché era evidente, innanzitutto perché si è messo il carro davanti ai buoi. Eventualmente l'unione monetaria è l'ultimo step di un processo di unificazione, non il primo, perché se non è una fiscalità comune, vedi i trasferimenti fiscali, non può funzionare. Eviterò i tecnicismi, l'euro non è un'area valutaria ottimale, eviterò di parlare del ciclo di Frankel, però oggi possiamo dire a 20 anni di distanza che tutto quello che ci è stato raccontato sarebbe successo all'Italietta della liretta uscendo dall'Unione Europea o dall'Eurozona è puntualmente successo rimanendo nell'Unione Europea e nell'Eurozona. Io vi ricordo che dal 2000 a oggi i poveri assoluti sono triplicati, i precari sono raddoppiati, abbiamo una disoccupazione che viene chiamata naturale, ma in realtà è imposta dai vincoli europei, che ci dicono che l'Italia non può avere una disoccupazione che scende al di sotto del 7-8%, cambia in base all'andamento del PIL, ma su per giù la cifra è quella. Ci hanno chiesto di spendere l'IRI, noi siamo il paese che più di tutti ha privatizzato, sia in valori assoluti, 130 miliardi di euro, sia in percentuale al PIL. Il mercato del lavoro, diceva Prodi, è un mercato particolare, a noi ci si accusava di avere un mercato troppo rigido, che è una bella parola per non dire che avevamo un mercato del lavoro tutelato, cioè i lavoratori erano tutelati. Ebbene oggi, dopo 30 anni di riforme regressive del mercato del lavoro, al grido di ce lo chiede l'Europa, perché questo è stato il mantra, noi abbiamo un mercato del lavoro meno rigido di quello tedesco e francese, cioè meno tutelato. Oggi il mercato del lavoro italiano è cominciato proprio nel 92 questo percorso, ecco l'abolizione della scala mobile, ecco oggi forse con l'inflazione autoindotta che abbiamo grazie alle scelte dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea, forse la scala mobile che abbiamo eliminato ci avrebbe fatto comodo. Poi c'è stata la legge Biagi, il Jobs Act, la riforma Fornero, che tutti la ricordano per le pensioni, ma riguardava anche il mercato del lavoro. Ecco, tutte le riforme che ci ha chiesto l'Unione Europea, privatizzazioni, liberalizzazioni, sono tutte riforme regressive che oggi fanno sì che gli italiani siano un po' più poveri, lavorino un po' di meno. In realtà una parte di quella profezia, di cui non c'è nessuna fonte perché nessuno riesce a trovare il giornale, l'intervista in cui Prodi ha detto questa cosa, che gli attribuiscono tutti, ma facciamo finta l'abbia detta. Purtroppo molti italiani lavorano 365 giorni l'anno in meno, non guadagnando niente. Grazie a Gilberto Trombetta, la parola a Piero Ruzzante. Ma buonasera, intanto ringrazio il sindaco di Campo San Martino e Giorgio per avermi invitato e sono contento di essere qui a confrontarsi, è bello confrontarsi tra punti di vista diversi, io non devo raccogliere nessun voto, quindi non ho bisogno della necessità di chiarire, che esprimo semplicemente un punto di vista. Allora, intanto io di professione adesso faccio lo storico e mi fido sulle fonti certe. Allora, la prima cosa è che quella fonte dice un'altra cosa, Prodi, e dice una cosa sacrosanta che si è veramente verificata, che dovevamo essere cattivissimi nel passaggio tra lira e euro, badare anche a un centesimo. Io ero in Parlamento in quegli anni e ricordo perfettamente la polemica nei confronti del governo di allora, che era il governo Berlusconi, quando nel passaggio tra lira e euro non c'è stato il controllo relativamente all'aumento dei prezzi, e questo è stato uno dei primi fattori assolutamente negativi in quel passaggio. Ce lo ricordiamo tutti, 1300 lire un caffè, 1 euro pochi giorni dopo. Vuol dire quasi un raddoppio del costo di un bene banale come il caffè, figuriamoci su tutte le altre cose. E ricordo perfettamente gli argomenti di chi diceva, mentre negli altri paesi europei non avveniva questo, si faceva il cambio alla virgola. Aveva ragione Prodi qui nel dire anche un centesimo fa la differenza, perché per un lavoratore dipendente il cui salario è legato anche alla virgola, quel centesimo ha fatto la differenza. Evidentemente qualche soldo però in più è entrato da qualche parte, no? Lo stesso
soggetto che prima vendeva il caffè a 1300 lire, poi l'ha venduto a €1. Evidentemente qualche risorsa si è spostata da qualcuno a qualcun altro. Allora aveva perfettamente ragione Prodi quando diceva siate cattivissimi nel passaggio della lira all'euro. Gli altri paesi europei sapete cosa hanno fatto? Due cose banalissime. Primo, l'esposizione del prezzo in lira. Qui, dopo pochi mesi, abbiamo detto superfluo, basta, cos'è sta roba di mettere il doppio prezzo. Negli altri paesi no, continuavano a mettere il doppio prezzo e sono andati avanti un anno e mezzo, 2 anni, col doppio prezzo. Perché uno si rendeva conto che €1 non era più le 1300 lire e si rendeva conto che quell'euro valeva 1960 lire o 1936,27 lire per essere precisi. Questa è stata la prima differenza. Seconda differenza, la necessità di mettere il centesimo. No, perché cosa stiamo lì, arrotondiamo sto par di scatole. Perché quell'arrotondamento è un arrotondamento che ha prodotto qualche povertà in più. Questa da un punto di vista meramente storico rispetto a quello che ho visto in quella intervista. Su un piano politico, fatemi fare questa considerazione come osservatore dall'esterno. Allora, io non vedo oggi, per esempio nell'attuale compagine di governo, posizioni anti-euro e anti-Europa. Mi risultano che erano tutti partiti da posizioni anti-Europa e anti-euro, la Lega, Fratelli d'Italia, Sgarbi, che è al governo se non ricordo male. Non mi risulta che abbia chiesto un referendum per l'uscita dell'Italia dall'euro. Allora, nell'arco di 20 anni ho la sensazione che le posizioni siano cambiate nei soggetti che erano più critici rispetto a quel passaggio. Ultima valutazione, anche perché in mezzo c'è successo qualcosa. C'è stato un paese che è uscito dall'Unione Europea, non dalla moneta, ma dall'Unione Europea, ed è stata la Gran Bretagna, il Regno Unito. Allora, quella scelta della Brexit che è stata fatta, al di là dei sondaggi che possono oggi dire che il 57% è contrario oggi a quella scelta contro il 32% che sono favorevoli, ma i sondaggi lasciano un po' il tempo che trovano. Avete presente i problemi che oggi il Regno Unito ha? Tanto che stanno modificando e modificheranno la questione dei permessi perché si trovano senza persone per garantire l'occupazione all'interno della Gran Bretagna per i problemi connessi all'uscita dall'Unione Europea. Cioè non ho la sensazione che l'esempio, perché adesso un esempio ce l'abbiamo, prima non ce l'avevamo, un esempio ce l'abbiamo e quell'esempio ha dimostrato che poi non è tutto oro ciò che luccica. Sembrava che l'Inghilterra sarebbe andata verso il paese del Bengasi, non è andata così e ci stanno ripensando. Allora, ultimissima cosa rispetto alle dichiarazioni di Sgarbi. Allora, intanto il Parlamento ha votato, io c'ero, per l'ingresso nel percorso monetario europeo. Voi vi ricordate, eravamo fuori anche da un punto di vista economico, per agganciarci dal punto di vista economico si è scelto di chiedere un sacrificio agli italiani. C'è stata una tassa per l'Europa che poi al 60% è stata restituita, ma ha votato il Parlamento su questa questione. Ma soprattutto hanno votato gli italiani. Hanno votato gli italiani quando nel 1989, pochi se lo ricordano, ma io faccio di lavoro lo storico, il 18 giugno 89 abbiamo votato un referendum in cui hanno votato solo 33 milioni di italiani, in cui l'89%, 88% ha votato sì, e ha votato sì perché l'Unione Europea andasse verso un processo costituente. Allora, che non lo sappia o non se lo ricordi chi non fa questo mestiere di storico va bene, ma che non lo sappia un parlamentare che è stato centinaia di volte, lo conosco molto bene Vittorio, è stato centinaia di volte al governo, centinaia di volte in Parlamento, dappertutto, beh, questo la trovo assolutamente grave. Quindi c'è stato un là di un processo costituente che andasse oltre l'idea di un'Europa solo sulla carta, che quindi
trasformasse quell'Unione Europea in qualcosa di più pregnante. Ecco, io credo che semplicemente nella mia funzione di osservatore, di storico, di scrittore, queste cose vanno assolutamente precisate. Grazie. Grazie a te Piero. Allora, adesso formuliamo un'altra domanda che il sindaco mi dà una mano. Prima di passare la parola al sindaco volevo anche ringraziare Franco Baggio che ci sta riprendendo, ovviamente il nostro ormai tecnico, anche lui, e Lorenzo Mengoni e Enrico Pierobon, che sono un po' i nostri tecnici, quindi di fiducia. Un ringraziamento a loro, che insomma anche loro stanno facendo un lavoretto. Allora passiamo alla seconda domanda, che sono già state formulate. Sì, seconda domanda, anche con un'integrazione, magari, visto che è stato parlato anche del tema della Brexit e quindi dell'esperienza che attualmente sta vivendo la Gran Bretagna, magari integrandola anche con qualche altro Stato che fa parte del continente europeo ma non è all'interno dell'Unione Europea o dell'Euro, Svizzera, Norvegia. Però la domanda che abbiamo predisposto è questa. Nel video molto acceso tra l'imprenditore Gianluca Brambilla e Vittorio Sgarbi, Sgarbi dichiara che l'euro è stato voluto da Ciampi e Prodi, poi aggiunge anche delle parolacce a sostegno della sua tesi. Chi ha voluto davvero l'euro? È stata una volontà popolare democratica o di un'elite di persone? Passerei la parola sempre a Manuel. Sgarbi ha usato le parole che è stata la politica di sinistra. Secondo me non è stata la politica di sinistra, bensì è stato un gruppo di banchieri. La politica c'entra poco, c'è un'elite di banchieri, Prodi, Draghi, Ciampi, Monti, sono tutti banchieri, sono passati per la Goldman Sachs, la più famosa, quindi secondo me la politica c'entra gran poco, c'entra molto di più la finanza. Passiamo a Diego. No, io penso, riprendo insomma un po' di considerazioni che sentivo. Veniva ricordato il voto del Parlamento, veniva ricordato addirittura un referendum, eccetera. Quindi non possiamo dire questa sera che questo percorso che ha portato all'Unione Europea, all'euro, sia stato semplicemente un complotto, congiura di elite o scomodare soltanto le volontà della finanza globale. Ripeto, oggi possiamo valutare in maniera critica, anche autocritica, il deficit, le difficoltà, quello che evidentemente vorrei anch'io, insomma, di un'Europa più democratica e aperta anche alla partecipazione dei cittadini, perché questo è un tema secondo me vero, ho provato a dirlo anche prima, insomma, non è che sia tutto oro colato quello che avviene a Bruxelles o a Strasburgo, però dall'altra parte non voglio farla troppo facile, quindi dire ma come c'è la taccia, no alterno, c'è solo l'Europa e quindi no, ma francamente non riesco a vederla, a percepirla, perché in un mondo globale in cui abbiamo attori che si chiamano Cina, India, BRICS, l'America, si ricordava prima con Piero le difficoltà, una rassegna stampa infinita praticamente della Brexit, difficoltà che vivono a destra come a sinistra, sono come dire patrimonio della classe dirigente che oggi fatica a vedere l'uscita da questo tipo di situazione. Pensiamo che il sistema Italia, che mi permetto di dire è istituzionalmente non solo un po' più fragile della Gran Bretagna, da solo, o possiamo paventare che il nostro sistema sia paragonabile alla Svizzera o alla Norvegia? Cioè, francamente credo che la discussione di questo tipo ci porta poco lontano e soprattutto rischia di farci immaginare un'Italia isolata, più debole, più fragile, più esposta anche alla speculazione e a manovre, diciamo, esterne che venivano prima paventate, insomma. Non so se tutte le riforme di questi ultimi 30 anni siano state effettivamente tutte riforme regressive, non credo, andiamo nel merito, o se effettivamente tutto ci sia stato così imposto dall'Europa. Ripeto,
errori ne sono stati fatti, governi ci sono succeduti, però prima di chiudere volevo anche fare riferimento a quello appunto che Ruzzante prima diceva e che mi ha fatto riflettere prima di prendere la parola, cioè anche chi proveniva da posizioni, lo ricordo anch'io Salvini, no euro era nel simbolo a un certo punto, anche chi proveniva da posizioni radicalmente contrarie alla UE o almeno alla moneta unica si è in qualche modo convertito diciamo a starci dentro questa Europa, magari criticamente, ma starci sia sull'euro che sull'Unione Europea. Allora questo vuol dire che erano questi semplicemente in malafede? Non credo, non voglio pensarlo, ma credo che siano persone che vivono come noi in un contesto in cui l'economia, le esportazioni, le istituzioni sono in questi anni ci si è comunque legati a un contesto in cui l'euro qualcosa ha significato, non semplicemente l'impoverimento. Certo, guardiamo anche su questo punto agli errori che sono stati fatti. Quante volte si è parlato, anche qua ritorno da Piero che mi ha dato sicuramente una mano in questo, perché non ricordavo quasi più le polemiche sui cartellini, lire, euro, su chi doveva vigilare, evidentemente non l'ha fatto, favorendo la speculazione, qualcuno forse anche sperando nei ritorni elettorali, insomma, in questo caso non credo la parte politica, diciamo, che ho sostenuto, diciamo, nei miei 40 anni rotti di vita su questo. Quindi io penso veramente che ci sia la necessità, se si vuole valutare anche criticamente l'Europa, di fare un discorso complessivo, no? Diceva il filosofo, il vero è l'intero. Guardiamo sicuramente a quello che non ha funzionato, a quello che si può cambiare, soprattutto insisto sul tema di avvicinare questa Europa ai cittadini con un percorso di riforme vere. Ma dall'altra parte non riesco a convincermi che oggi un paese che ha i problemi che ha l'Italia possa risolverli scegliendo di abbandonare la moneta unica o addirittura l'Unione. Una scelta antistorica, una scelta pericolosa anche visto quello che accade nel mondo. Guerre, instabilità, abbiamo l'Africa lì, Medio Oriente, l'Ucraina. Ecco, francamente questo mi sembrerebbe una scelta molto simile a un suicidio, insomma, no? Poi guardiamo anche alla politica generale, al di là delle problematiche, ripeto, che io non voglio negare perché mi rendo conto anche di aver visto e vissuto per buona parte le crisi di questi anni, quello che si diceva, un mercato del lavoro complicato, l'inflazione che ritorna, eccetera. Francamente non credo che la ricetta sia euro no e lasciamo quella che alla fine è la nostra storia e penso anche al nostro futuro. Ok, grazie a Diego. Gilberto? Mi fa piacere abbia citato il referendum, quello dell'89, e però proprio perché appunto lei è particolarmente attento alle questioni storiche, varrebbe la pena ricordare che quel referendum chiedeva agli italiani di esprimersi sulla nascita del Parlamento europeo. Non si parlava neanche lontanamente di Unione Europea, non si parlava neanche lontanamente di euro, non si parlava neanche tra le righe di cessioni di sovranità, perché poi il nocciolo è là. Quindi è vero che c'è stato un referendum, ma non ha riguardato l'ingresso nell'Unione Europea o la creazione dell'Unione Europea o la cessione di sovranità all'Unione Europea, né tanto meno dell'euro, questo sempre per contestualizzare giustamente storicamente. Bruttissima la situazione del Regno Unito. Miseriaccia, hanno così pochi lavoratori che c'è la piena occupazione, i salari crescono a un ritmo che noi non lo vediamo da 30 anni. Veramente mi fanno pena i cittadini inglesi che sono costretti alla piena occupazione e alla crescita salariale. Vale anche la pena dire che, insomma, che le proiezioni tra il 2022 e il 2024 del Fondo Monetario Internazionale di crescita del PIL ci dicono che il PIL inglese rispetto a quello non di un paese dell'Unione Europea o dell'Eurozona, della media di tutti i paesi, cresce del doppio o del triplo dell'Eurozona e del doppio dell'Unione Europea, quindi non mi sembra una situazione onestamente così drammatica. Riguardo al voto, dice bene, i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Il voto è stato fatto e ha vinto la Brexit. Vale anche la pena ricordare storicamente che in qualsiasi paese si sia sottoposto al voto dei cittadini una fantomatica Costituzione europea, l'ingresso nell'Unione Europea o l'ingresso nell'Eurozona, sono state bocciate queste proposte. Poi certo, alcune volte gli è stato detto rivotate, non ci sta bene il risultato, però ovunque è stato chiesto il voto diretto dei cittadini per l'ingresso e la cessione di sovranità è stato detto di no, quindi anche qua qualche domanda me la farei.
Dove può andare l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'euro? Ma sarà sicuramente un caso che i paesi europei, cioè nel continente europeo, che non stanno nell'Eurozona e nell'Unione Europea, e ce ne sono, vadano meglio di quelli che stanno nell'Unione Europea e nell'euro. Quindi un paese fuori dall'Unione Europea e dall'euro resta in Europa, continua a fare accordi multilaterali o bilaterali con altri paesi, perché stare fuori dall'Unione Europea e dall'euro non vuol dire essere autarchici. C'è vita fuori dall'Unione Europea, vi do questa notizia. È vero, la Cina c'è, in realtà la Cina c'è da parecchi secoli, è tornata a essere un paese molto potente, ma lo era anche 4 secoli fa. Se andate a vedere la quota di PIL pro capite nel 1600, anzi c'è stata una globalizzazione quasi più veemente di quella attuale, in cui c'era una completa libera circolazione di merci, capitali e lavoro. La Compagnia delle Indie è nata per questo motivo, quindi quando si dice oggi c'è la Cina, no, non c'è da oggi la Cina. La globalizzazione, questa è la quarta, anzi in realtà è la quinta globalizzazione, c'è sicuramente un aspetto tecnologico che prima non c'era, però diciamo che la pervasività della globalizzazione non è legata a fenomeni tecnici, perché quando noi abbiamo cominciato ad avere le navi a vapore e il telegrafo che prima non c'erano, c'è stata in realtà una fase globale di forte frenata della globalizzazione, quando prima che avvenissero questi grandi sconvolgimenti tecnologici per l'epoca c'era invece una globalizzazione maggiore. Quindi non fatevi fregare, non è un discorso tecnico, oggi c'è la globalizzazione perché c'è internet e non si può fare altrimenti. Nessuno vuole l'autarchia. È vero che non tutti i problemi dell'Italia sono come dire, imputabili all'Unione Europea e all'euro, è altrettanto vero che però solo noi abbiamo tendenzialmente una classe politica che dall'Unione Europea e dall'euro ha preso solo il peggio e non è mai stato con la schiena dritta per far rispettare i propri interessi legittimi. Si è scoperto da poco che la Germania trucca i conti, ti dice che fa lo 0,4% di deficit e poi è 6 volte di più. Si fa un fondo speciale in cui mette dentro centinaia di miliardi di euro che però non risultano nella spesa pubblica. Vi ricordo che cosa è stato fatto alla Grecia, ai fratelli greci, perché truccavano i conti. A questo punto mi aspetterei che ai fratelli tedeschi venisse fatta assaggiare la loro stessa medicina. La Grecia non è stata salvata dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha preso anche i nostri soldi per salvare attraverso la Grecia le banche tedesche e francesi esposte con le banche greche. Nessuno ha salvato la Grecia, hanno salvato le banche tedesche. Che altro dire? Le riforme ripeto sul mercato Le riforme e le privatizzazioni ce le chiede l'Unione Europea, stanno nei pareri vincolanti specifici per gli Stati, stanno sul sito dell'Unione Europea, le può consultare chiunque. Non tutte sono state regressive del mercato del lavoro, sono disponibile ad affrontarle una per una se mi fate l'esempio di una riforma del mercato del lavoro dal 92 a oggi che ha migliorato la condizione dei lavoratori. Estensione del precariato, estensione delle borse di studio, del praticantato per non pagare le persone, contrattazioni collettive, contrattazione di rinnovi del contratto al di fuori di contrattazioni collettive. Non lo so, io magari è un limite mio, però le conosco piuttosto bene le riforme del mercato del lavoro negli ultimi 30 anni, mi sembra evidente, sono tutte regressive, magari sbaglio io, sono aperto che me ne venga citata una che non sia così, altre cose magari le affrontiamo meglio dopo, se no rubo troppo tempo a tutti. Grazie Gilberto, allora a me mi sta piacendo sta cosa, palla a rimbalzo, no? Quindi è interessante, bello. Piero, ovviamente... Sì, allora, ritorno solo per poter dialogare a distanza sulla questione del referendum. Sono costretto a citarvi la fonte è quello che abbiamo votato nella scheda. Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle comunità europee in una effettiva unione? Quindi abbiamo votato. C'è il quesito referendario che ha chiesto: volete voi che dalle comunità che erano quelle nate nell'immediato dopoguerra, dal sogno, lo ricordo perché poi l'Europa era ancora in guerra, c'era la seconda guerra mondiale, e Altiero Spinelli a Ventotene scrisse un manifesto dicendo: per evitare che l'Europa sia l'Europa delle guerre, costruiamo un'Unione Europea, costruiamo un'idea di Europa unita. È da lì che era nato. Però il quesito referendario era esattamente non solo sull'Unione, ma anche sul dotare questa Unione di un governo
e di un Parlamento che potesse essere costituente, cioè si dotasse di una Costituzione europea, semplicemente per correttezza rispetto alla fonte che ho citato. A quel referendum, siccome hanno perso dappertutto, gli italiani hanno votato all'88% sì, e non pochi milioni di italiani come succede oggi che si recano al voto. 33 milioni di italiani hanno votato all'88% sì, è stato il paese dell'Europa dove la percentuale è stata più alta, lo ricordo, tanto che si diceva che gli italiani erano particolarmente europeisti, forse derivava anche dal fatto di Altiero Spinelli e di tanti padri costituenti dell'Europa che sono nati in Italia. Detto questo, lungi da me, io non sono uno che dice non ci sono problemi in Europa, ma scherziamo, ma di cosa stiamo parlando? Ma probabilmente il 99% delle cose che hai detto sul mercato del lavoro non solo le ho condivise, ma le ho anche combattute nell'arco di tutta la mia vita politica. Quando sono stati cancellati i 4 punti di contingenza, se vogliamo parlare di Enrico Berlinguer nel 1984, prima di morire, aveva richiesto di fare un referendum contro la cancellazione dei 4 punti di contingenza, la scala mobile, quella che aumentava gli stipendi man mano che si aumentava l'inflazione di un paese e che consentiva ai salari di adeguarsi. Abbiamo votato, purtroppo abbiamo perso quel referendum, 55 a 45, 54 a 45, e quella volta purtroppo è passata l'idea che venisse sostanzialmente superata e cancellata la scala mobile. Esattamente come io mi sono battuto contro la cancellazione dell'articolo 18 che tutelava i lavoratori quando venivano calpestati i loro diritti nel mercato del lavoro. Ma sai, basta fare una cosa subito, e la possiamo fare subito, domani mattina, e sono convinto che siamo d'accordo io e te, però questo governo sembra non volerla fare. Basta fare una cosa: adeguarsi a tanti altri paesi europei e fare finalmente un cavolo di salario minimo, perché non è lecito, non è pensabile che ci siano, hai ragione consigliere comunale di Campo San Martino, non è lecito e non è corretto che ci siano lavoratori pagati a 3 euro l'ora, 2,5 euro all'ora, 4 euro all'ora, e che ci siano lavoratori che vivono la povertà, perché una volta bastava lavorare per non essere povero, oggi si può lavorare e essere poveri. Allora questa è l'Europa, però guardate che nel resto d'Europa il salario minimo c'è, in tanti paesi europei c'è, è in Italia che non c'è, ed è in Italia che questo governo ha dichiarato di non volerla fare una legge sul salario minimo. Facciamola, è la tutela più importante oggi per garantire tutti quei precari che vanno a lavorare e non riescono ad essere non poveri. Quindi questa è la prima cosa da fare. Secondo, sulle privatizzazioni, ma di che cosa stiamo parlando? Io ho fatto battaglie infinite in una regione come il Veneto, dove la sanità si sta privatizzando in maniera strisciante, non ce ne accorgiamo nemmeno di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. Visite nel pubblico le ottieni a distanza di... ci sono delle liste d'attesa. Un po' di silenzio per favore. Scusate, ho finito. Ci sono liste d'attesa talmente lunghe che la spinta verso la privatizzazione avviene in maniera automatica. E questo è un preciso disegno. Io sono contrario alla privatizzazione della sanità, perché credo che la sanità debba restare pubblica, perché è la prima tutela nei confronti dei cittadini. Facciamo una battaglia su questo? Qui non c'entra l'Europa, c'entra il Veneto, la regione Veneto che decide se si privatizza o meno. Facciamo una battaglia sulla questione della privatizzazione, perché non è serio che ci siano professionisti che se vai a richiedere una visita pubblica ti dicono fra 2 anni,
Ma se vai dallo stesso professionista, pagato dal pubblico, e gli chiedi una visita privata, dopo 2 giorni ce l'hai. E questo non è serio. Grazie Piero. Grazie del tuo intervento, anche per la tua passione comunque in ogni caso, perché tante cose le abbiamo anche fatte assieme, perché ci porta un po' a livello storico, perché io sono figlio di Berlinguer, quindi politicamente parlando ovviamente, e quindi tante cose me le ricordo benissimo, quindi mi hai fatto andare un po' indietro nella mia storia. Adesso facciamo la terza, quella preparata delle domande, poi passiamo un po' alle mie domande, alle mie riflessioni eccetera. La terza domanda che adesso il sindaco vi dirà, partiamo da Diego, Manuel, Piero e lasciamo ultimo Gilberto. La domanda è questa, parliamo ora di Europa, a parte che è da un po' che stiamo parlando di Europa. Perché l'Italia deve restare nell'Unione Europea? Oppure perché dobbiamo uscire dall'Unione Europea? Domanda molto diretta. Guardiamo, torno a ripetere, la prospettiva diciamo più ampia anche delle miserie quotidiane, ecco, della politica che a volte funziona, a volte no. Per dire che cosa, Piero richiamava al Chiaro Spinelli, Ernesto Rossi, questi, come dire, utopisti che in mezzo a un'isola in cui erano sostanzialmente prigionieri confinati hanno immaginato un antidoto a quello che l'Europa è stata per secoli, cioè un continente in cui si combattevano guerre su guerre su guerre. È un percorso, lo si diceva, quello verso gli Stati Uniti d'Europa assolutamente perfettibile, che ha, come dire, subito e scontato cadute ed errori, ma ripeto, lì siamo se vogliamo in qualche modo fare massa critica e contare qualcosa nel mondo, anche come Italia. Sappiamo tutti che la Cina fino al 600 era il centro del mondo, sappiamo anche che è stata colonizzata, semicolonizzata prima, come dire, di recuperare la sua indipendenza. Sappiamo che fino agli anni 70 era però nei dati, nelle statistiche su vita media eccetera agli ultimi posti nel mondo, quindi questa accelerazione l'ha avuta anche nel giro di pochi decenni, ma citavo la Cina per dirvi altri giganti con cui oggi ci si confronta nel mondo e nello scenario globale, quindi dimensioni minime per contare globalmente, politicamente e ad avere, come dire, le economie di scala. Secondo punto, restare in Europa per criticarla quando serve e renderla più democratica. Quindi qua sposo quello che veniva detto, non è che non mi sento di condividere anche una parte di quello che veniva detto, mi pare anche da Trombetta, rispetto a quello che non funziona. Io citavo poi le riforme in senso lato, potremmo anche confrontarci su quelle del lavoro, scoprire che anche quelle più vituperate qualcosa di buono è stato fatto, ma insomma non è il tema della serata e non voglio allungarla troppo. Quindi stare dentro l'Europa perché è un'alternativa, è un'utopia che deve in qualche modo essere realizzata su basi maggiormente concrete e più rispondenti anche alle attese dei cittadini. Terzo punto, io non credo che noi come italiani saremmo più forti fuori dall'euro e fuori dalla UE, con un debito pubblico di questo tipo, con una burocrazia di questo tipo, con una frammentazione, una divisione del paese che, diciamo, riguarda non soltanto l'economia. Io credo che saremo francamente più fragili e molto più esposti a quel tipo di manovre e speculazioni che venivano paventate, insomma le grandi banche, la finanza, l'essere, come dire, bersaglio, ecco, di poteri forti che vanno oltre, come dire, le entità statali anche, molto spesso i nomi si conoscono, insomma. Quindi abbiamo molte ragioni per rimanere agganciati con convinzione alla Unione e anche all'euro
e altrettante ragioni per lottare politicamente, anche ognuno diciamo dalla sua parte politica, con le sue idee, con la sua visione, per migliorarla e democratizzarla. Questa secondo me è la sfida che abbiamo davanti, non pensare a un'Italia che ritorni alla lira svalutandolo, a meccanismi che oggi non funzionerebbero, insomma. Poi sentivo dire pensare all'Italia dell'IRI, con quello che l'IRI era negli anni '80, non è che non andiamo certo a rispolverare tempi d'oro che erano ampiamente finiti, insomma. Quindi non so che tipo di modello alternativo, non riesco ancora a immaginarlo ci sia fuori dalla UE. Quello che invece auspico è che anche chi esprime un punto di vista come stasera, ma giustamente molto critico, invece capisca che in maniera costruttiva l'Europa la si cambia dal di dentro. Volevo sottolineare che secondo me non siamo contrari all'Europa, siamo contrari a questo tipo di Europa che è ben diverso. Comunque leggevo c'è un sito, il sito dell'Unione Europea, e ci sono domande e risposte. Volevo leggere solo le prime due righe. La domanda era: quando e perché è nata l'Unione Europea? E la risposta è nata per porre fine ai ricorrenti e sanguinosi conflitti culminati nella seconda guerra mondiale. I politici europei poi va avanti. Allora mi dicono, è nata per porre fine ai ricorrenti e ai sanguinosi conflitti. E adesso cosa stiamo facendo? Stiamo facendo l'esatto opposto. Stiamo finanziando guerre, l'Italia per prima purtroppo, ok, ha inviato armi, ha inviato soldi, ha inviato fondi di magazzino, ma non importa che tipo di armi, importa il gesto. Anche avesse inviato pistole e giocattolo, voglio dire, è il gesto che ha fatto. Per cui questa Europa così com'è sicuramente non va bene, è da riformulare dalle basi. Piero, a te la parola. Sì, mi pare che ci stiamo chiarendo molto nel corso del dibattito, cioè io non sono per una visione... Può stare un po' più breve? Sì, certo, non sono per una visione acritica verso l'Europa, cioè credo che ci siano assolutamente alcuni problemi. Per esempio il tema della pace e della politica estera è uno di questi problemi. Credo non ci sia la controprova di che cosa sarebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea. Né tantomeno fuori dall'euro. C'è stata anche la vicenda del Covid e credo che vada ricordato la questione del PNRR, cioè tutto sommato questo elemento tra virgolette di solidarietà reciproca che è avvenuta in una fase difficile per tutte le economie, ma per l'Italia più e maggiormente rispetto agli altri, ha dimostrato anche a che cosa può servire, a che cosa può essere utile una forma di solidarietà tra paesi a livello europeo. Ci sono molti punti sui quali non sono d'accordo io con l'Unione Europea, per esempio l'idea che la politica estera la fanno due paesi, Stati Uniti e dall'altra parte la Russia, la Cina, non si capisce più bene chi, ma non certamente l'Europa. L'Europa non ha una sua posizione autonoma. Io credo in una visione autonoma dell'Europa, capace di essere protagonista per esempio in un percorso di pace. Però anche qui da storico, consentimi di dirti, l'ultima guerra combattuta nel cuore dell'Europa, quella della ex Jugoslavia, il sapere che oggi i paesi che sono stati protagonisti di quella guerra, alcuni sono già dentro l'Unione Europea, Slovenia e Croazia, altri hanno chiesto di entrare, per esempio la Serbia, per esempio c'è un ragionamento sul Kosovo, c'è un ragionamento sull'Albania addirittura, oggi è stato richiesto che l'Albania possa entro il 2030 entrare all'interno dell'Unione Europea. Che cosa dimostra questo? Che il modo migliore per superare quei conflitti è vivere all'interno di un territorio politico unico, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, insomma io ci credo
ancora molto. Non c'è dubbio che rispetto alla vicenda del conflitto in Ucraina io mi sarei aspettato un atteggiamento diverso e autonomo dell'Europa, che dovrebbe porre con forza oggi degli accordi di pace e la chiusura di un conflitto che è non solo sanguinoso per la popolazione, perché poi alla fine le guerre le fanno i potenti e i danni li subiscono sempre i poveretti che vanno a morire, non si capisce neanche bene per che cosa, ma credo anche con altrettanta forza che quella guerra e quel conflitto faccia ricchi solo i mercanti di armi, mentre ci sono tutte le economie mondiali hanno subito con forza i danni di quella guerra. Non ho sentito la voce dell'Europa distinguersi rispetto a quel conflitto, rispetto a quella guerra. Questa sera vorrei capirci qualcosa. Aspetta, cioè, l'ultimo intervento. Non lo so. Sarò rapido, ma veramente non come quelli che dicono sarò rapido e poi parlano per 2 ore. Vorrei riagganciarmi alla citazione di Spinelli perché è un assist da un certo punto di vista per chi ha una visione così critica sull'Unione Europea, e poi dirò brevemente perché. Spinelli era traumatizzato legittimamente per la sua storia e per il periodo che ha vissuto dalla democrazia, perché tanto Mussolini in Italia quanto Hitler in Germania non hanno preso il potere con un colpo di Stato, ma sono stati votati. Lui da questa cosa era terrorizzato. Infatti l'Unione Europea che abbiamo oggi, cioè quella che ha necessità di prendere decisioni politiche a riparo dal processo democratico elettorale, è esattamente l'Unione Europea che voleva Spinelli, che del popolo non si fidava. E per quanto riguardava il sogno di pace di Spinelli, scusate, leggo però perché voglio essere preciso, sono 4 righe, per quanto non si possa dire pubblicamente, il fatto è che l'Europa per nascere ha bisogno di una forte tensione russo-americana e non della distensione, così come per consolidarsi essa avrà bisogno di una guerra contro l'Unione Sovietica da saper fare al momento buono. Questo era Altiero Spinelli, non mi sembrano parole di Paolo. Perché uscire dall'Unione Europea? Brevemente, perché tutto quello che l'Italia potrebbe, saprebbe e sarebbe in grado di fare. Per tornare un paese, eravamo la 4ª potenza mondiale economicamente con l'Italietta della liretta, da un punto di vista economico, possiamo tornare ad esserlo. Ci si lamenta in Italia che mancano i lavoratori, non si spiega perché abbiamo 15 milioni tra disoccupati inattivi, sono potenziali lavoratori. Ma c'è un problema di denatalità, vero? Come mai un paese che lamenta un problema di denatalità manda 2 milioni di giovani laureati? 2 milioni di giovani laureati a calci nel sedere all'estero in cerca di lavoro e salari dignitosi? Non si tengono insieme le cose. Facciamo la lotta contro la sanità privata, sono contento. Ricordiamo pure che solo tra il 2011 e il 2018 l'Unione Europea ha fatto 63 raccomandazioni ai Paesi membri di privatizzare il sistema sanitario nazionale. Ricordiamo anche che se vuoi più ospedali e più medici deve aumentare una cosa, la spesa corrente. Indovina cosa ci chiede di tagliare l'Unione Europea? La spesa corrente, quindi tu non puoi avere un sistema sanitario pubblico, ampliarlo, se dai retta alle indicazioni dell'Unione Europea. Quello che il debito pubblico, ma noi quando siamo entrati nell'Unione Europea abbiamo dato sempre retta alle indicazioni dell'Unione Europea. Abbiamo fatto 27 anni di avanzi primari negli ultimi 31 anni, cioè dal 92 a oggi. Gli avanzi primari è il taglio della spesa pubblica, abbiamo tagliato 930 miliardi di spesa pubblica. Ecco perché ai disoccupati e ai poveri ce lo ha chiesto l'Unione Europea. Chi vuole rimanere nell'Unione Europea dopo 30 anni di no a qualsiasi richiesta di riforma socialista, non vi piace socialista, keynesiana, sono 30 anni che ci dicono di no. Vi faccio una domanda: dopo quanti anni di no accettiamo l'idea che l'Unione Europea non è riformabile da dentro? 50 anni, 100? Diciamocelo, per me va bene, non datemi una data di scadenza, un numero di poveri, di disoccupati, di deindustrializzazione, di crollo del PIL, datemi un orizzonte, un limite, oltre il quale uno dice scusate, basta, noi non ci stiamo più. Ci deve essere un limite ai sogni degli Stati Uniti d'Europa, quando la dura realtà ci racconta altro. Non sapremo cosa sarebbe successo all'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'euro?
in parte forse è vero, perché non sappiamo se avremmo preso un'altra strada, però noi possiamo dire che dal 46 al 91 il PIL dell'Italia reale è cresciuto del 6%, da quando siamo entrati nell'Unione Europea dello 0,6% e da quando siamo entrati nell'euro dello 0,4%. Questo qualcosa vuol dire. Anticipo ma se il problema ce l'ha solo l'Italia, evidentemente non è l'Unione Europea e l'euro. Ragazzi, scusate, signori, colleghi, relatori, l'Unione Europea e l'Eurozona sono il buco nero dell'economia mondiale, perché se l'Italia da quando sta nell'euro è cresciuta dello 0,4%, ma l'Eurozona è cresciuta dello 0,5%, ma di cosa stiamo parlando? Bene, allora l'applauso ai 4 nostri ospiti. Allora, posso avere allora, prima passare sempre la parola al pubblico, io volevo fare una riflessione, no? Cercherò di essere imparziale, anche se faccio fatica questa sera. Comunque, vabbè, forse non è il mio ruolo, no? Non lo so. Comunque, in ogni caso, la mia è una riflessione, dopo la metto anche sotto forma di domanda. Allora, io parto dalla Costituzione italiana. La Costituzione italiana, grazie ai nostri padri costituenti, fatta da democristiani, socialcomunisti, bla 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 bla, primo punto è, che ormai lo sa anche i Sassi, l'Italia è fondata sul lavoro, ma è un paese sovrano, assolutamente sovrano. Inoltre, se noi andiamo a vedere gli articoli 34, 35, se non mi ricordo bene la nostra Costituzione, fino al 45-46, parla di beni comuni e parla soprattutto di un metodo keynesiano. L'aveva citato Gilberto qualche secondo fa. Bene, noi siamo entrati in Europa con un sistema neoliberista. Il neoliberismo, il pensiero del neoliberismo è quello di togliere assolutamente le sovranità ai popoli. 1. 2. Che sempre il pensiero neoliberista è quella di avere una forma di eliminare appunto le costituzioni e di essere una forma sovranazionale, cioè praticamente non va più a che siano i popoli, che siano i parlamenti, questo che l'altro, a gestire il proprio suolo, il proprio territorio, la propria vita pubblica, la propria politica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato tradito, perché siamo in un sistema neoliberista. Adesso tutti i partiti, da destra a sinistra, sempre se c'è ancora una sinistra e sempre se c'è ancora una destra, per me non esiste più dal mio punto di vista, può essere che mi sbagli, per carità, però non esiste più, esiste un sistema e se noi non combattiamo questo sistema resteremo a quello che siamo, anzi forse andremo peggio. Allora la mia domanda è banale, la mia domanda è banalissima. Io volevo parlare, sentire voi, Trattato di Maastricht, 1992-93, se non mi ricordo bene, ok, Trattato di Lisbona, Trattato di Dublino, qui immigrazione, eccetera. E dopodiché la cessione di sovranità che abbiamo, la nostra moneta non ce l'abbiamo più. Noi siamo un paese che va a debito, se abbiamo bisogno di soldi dobbiamo andare dalla BCE, che ci diano i soldi. E se la BCE ti dice noi siamo senza soldi, cosa facciamo? C'è stata, e finisco la mia riflessione, c'è stata qualche tempo fa, c'era ancora Giulietto Chiesa al Mondo, che aveva proposto, adesso io tecnicamente non lo so, può essere che Gilberto, che so che è preparato a livello tecnico, assieme con altri economisti, Cattaneo, Michalizzi, Galloni, altri personaggi, Silo Labini, eccetera, aveva tirato fuori il certificato fiscale, che praticamente era una moneta
alternativa, a fare praticamente una moneta che fosse a pari dell'euro e quindi avere delle banche, soprattutto la banca depositi e prestiti, che è già nazionalizzata, che fosse appunto il tramite tra questi certificati e l'euro. Questa ovviamente non è passata, perché questo qua serviva entro 3-4 anni, secondo Chiesa e secondo questi economisti, di portare l'Italia fuori soprattutto dall'eurozona, tutto lì, o meglio, avere ancora la nostra moneta sovrana. Domando a voi: Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona, Trattato di Dublino, ci sarebbe 7 ore da parlare. Vi prego di essere brevi. Chi vuole cominciare? Facciamo Diego? No, ma quello del sì o no, in che senso? No, cosa voglio sapere? Cioè, il trattato, cosa vuol dire? Il trattato di Maastricht? Sì, Lisbona? non so di cosa si tratta, ma... No, non ho detto Europa sì, Europa no. Voglio solo avere delle considerazioni con questo. Torno a monte con un po' di considerazioni allora. No, io ho ascoltato veramente con piacere anche queste argomentazioni, anche questa rabbia positiva, ma secondo me andrebbe incanalata dentro quel contesto per cambiarlo radicalmente. Fuori io non riesco a convincermi che si possa pensare che un'Italia con i problemi che si portava dietro piuttosto pesanti, il debito pubblico, una moneta debole come la lira, ridiventi d'amblè la quarta economia, quinta economia mondiale da sola, in un contesto che si è ulteriormente globalizzato, lo si diceva. Mi sembra una scorciatoia, una visione, non so, utopica o se definirla distopica addirittura. Non riesco a convincermi, per quanto sia venuto e abbia ascoltato volentieri anche argomentazioni e idee interessanti. Sicuramente quando parliamo dei trattati, di quello insomma, che ci è costato questa Europa, parliamo anche di una cosa su cui sono d'accordo con te invece. È esistito, e forse contro questo andrebbero adesso rivolte anche le nostre attenzioni, un paradigma neoliberista, Washington, Londra, Reagan, Thatcher, che è diventato una ideologia, quello che si definisce il pensiero unico dagli anni 80 in avanti, e che purtroppo, ecco qua faccio il processo anche in casa mia alla sinistra, alla socialdemocrazia, ha colpito e secondo me fatto perdere insomma, un po' il cervello anche in chi a sinistra pensava che bastasse il mercato, che poi avrebbe premiato i buoni e i cattivi, insomma. Così non è stato, diciamo, questo paradigma neoliberista ha vissuto diciamo, in qualche epoca di maggior crescita o di maggior ottimismo, non tiene, e peraltro un pensiero che sta dietro anche a quelle privatizzazioni non di carattere striscianti che venivano ricordate anche prima, sanità e non solo eccetera, e quindi oggi c'è bisogno, parlo anche per la sinistra, di un pensiero, di un approccio radicalmente diverso. Non so se ricadere nel keynesismo, in queste politiche, sia anche qua un'utopia di guardare al Novecento, tornare indietro, ma sicuramente serve una idea socialdemocratica che si attrezzi per il futuro e che si doti anche di fantasia, perché tu citavi certificati, monete, adesso francamente non saprei dirvi perché economista non sono, quali idee potrebbero garantirci. Ecco, sicuramente quel paradigma va combattuto, cambiato, e quelle impostazioni ancora restano, vanno sicuramente modificate in profondità. Però c'è una chiave, ecco, dopo io non sono riuscito a capire tutta la citazione di Spinelli, ma mettiamo nel calderone tutti gli europeisti che ci vengono in mente, a torto o a ragione. C'è anche un tema di democrazia. Sicuramente il processo, il percorso europeo implica anche una cessione di sovranità, ma non implica il fatto che l'Italia finisca diciamo, o ceda totalmente la sua sovranità. Implica un percorso faticoso, fatto di trattati e trattative, insomma, che deve portarci a una maggiore, come dire, integrazione che sia più favorevole, insomma, ai cittadini. Dall'altra parte io vedo la via democratica, insomma, no? Di istituzioni che siano rese
non so, la Commissione europea elettiva, un Parlamento europeo che conti di più, possibilità di introdurre forme, non lo so, di democrazia diretta che aiutino anche i cittadini a pesare di più nella considerazione, ecco, in quello che arriva, diciamo, in Europa e dall'Europa. Molto si può fare e molto può venire anche dalle considerazioni critiche che vengono fatte, insomma. Se invece l'alternativa, su questo mi fermo, è disegnare un salto carpiato all'indietro in cui noi pensiamo di recuperare l'ottimismo degli anni '80 o ricadere pensando che funziona ancora lì le partecipazioni statali, o io non, ecco, con la scala mobile avevo 9 anni, quindi non ero parte in causa se non anch'io come insegnante o storico, ma nemmeno il ritorno a quel tipo di nobile battaglia mi convince. Occorre guardare avanti con fantasia e evidentemente sperando anche che i giovani che sono rimasti possano far valere delle idee. Il destino dell'Italia è collegato all'Europa, al continente, ma sono contento, insomma, che nessuno voglia, come dire, tagliare le altre, ma questo l'avevo capito, ma anche all'integrazione politica ed economica che si chiama Unione, che si chiama Euro. È un pensiero, non avrei mai pensato che fosse controcorrente questa sera, ma voglio difenderlo anche per questo, per tutti. Grazie Diego. Manuel? Dopo vi diamo gli spazi, vi diamo al pubblico, perché sarete sotto il pubblico. Sì, quando noi parliamo di Unione Europea, personalmente questa unione da un certo punto di vista non è neanche una cattiva idea, perché unirsi tra paesi può essere anche un'idea positiva, però quello che vogliono fare secondo me è fare un ammasso, cioè l'Italia non potrà mai essere paragonata o essere uguale a un paese del nord Europa, perché ci sono proprio usi, costumi, modi totalmente, sono due mondi diversi. Quello che posso dire è quando parliamo ad esempio non entro nel merito dei trattati perché sono tecnici e io non me ne intendo, comunque ad esempio quando Draghi è successo a Trichet, mi sembra nel 2011, 2011, la prima cosa che ha fatto è fare una telefonatina al presidente Berlusconi e ha detto: guarda che devi fare le riforme. Cosa è successo dopo quella telefonata? Lo spread è andato a più 500, una roba del genere, adesso non so i dati, non li so. E lì c'è stato, ognuno lo chiama come vuole, però per me è stato un golpe, quello è stato un golpe. E io un'Europa che dà ordini e che mi dice quello che devo fare a casa mia, mi dispiace, ma non la voglio. Prima avete fatto giustamente l'esempio di Salvini e della Meloni che cambiano idea, è vero? Cioè, è vero? Me lo chiedo anch'io, ma cosa succede? Cosa succede a questi qua che vanno in giro con le magliette e il giorno dopo, quando sono eletti? Io penso che questa è una domanda che si siano fatti tutti qua dentro, cioè pro, contro o comunque critici. Basta. Ok, grazie Manuel. Piero? Sì, tu hai posto tantissime questioni. Io non sono convinto che fuori dall'Unione Europea noi abbiamo più sovranità e più indipendenza, intanto perché il nostro debito pubblico è nelle mani anche di fondi stranieri, quindi circa 30, 40, non lo so qual è la percentuale, ma insomma non è che vivremmo isolati dal resto delle economie, perché è evidente, basta pensare oggi che cosa avviene con lo spread e questo elemento qui non è che puoi pensare che dentro o fuori dall'Unione Europea avresti garantita maggior sovranità. Secondo me dobbiamo batterci per avere sovranità anche dentro all'Unione Europea. Le considerazioni che facevo prima sulla politica estera, non è vero che esiste una politica estera europea, esistono 27, 28, quante sono, politiche estere europee che si esprimono e sono anche differenti. La Francia non esprime il punto di vista della Germania,
e l'Italia, non esprime il punto di vista né della Francia, né della Spagna, né della Germania. Quindi ci sono dei problemi, l'abbiamo detto, però non vedo alcuni elementi di negatività. Per esempio l'eliminazione dei confini secondo me è una cosa bellissima che avviene, cioè il superare confini, pensare che lungo quei confini ci sono state migliaia, in alcuni posti centinaia di migliaia di morti per la lotta per quei confini, e oggi passarli senza che ci sia nessun controllo. Guardate anche tra Croazia e una volta. Scusa. È il tema dell'immigrazione. Parliamo di un'altra cosa, stiamo parlando dei confini all'interno tra i paesi europei. Una volta per andare in Croazia ti dovevi fare un'ora di coda in Slovenia, un'ora e mezza di coda tra Slovenia e Croazia, oggi li passi quei confini in 0 minuti perché non c'è più coda. Ma non i disperati. No, certo che no. Quelli se li teniamo noi, quelli non possono... No, calma, i disperati arrivano, guardi che è il contrario, i disperati arrivano lungo quella tratta, Sì, arrivano lungo dentro Gorizia e a Trieste. Comunque non voglio dialogare con... c'è lo spazio per le domande, quindi... Sì, infatti... Allora, lasciatemi finire il concetto perché altrimenti viene perché sennò poi allungo troppo i tempi. Quindi io credo che per esempio sia positivo che un cittadino possa ricorrere per avere giustizia alla Corte di Strasburgo. Penso che sia una cosa che una volta non c'era, oggi c'è, ed è un passaggio in più per avere tutele. Credo che sia bello confrontarsi con i diritti civili che sono garantiti in altri paesi, dove per esempio una coppia di persone omosessuali può sposarsi. Credo che sia bello confrontarsi con altri paesi dove c'è il salario minimo garantito per legge, e credo che i giovani veneti, che sono i secondi in Italia ad andarsene, dopo i lombardi sono i giovani veneti, e spesso scelgono come paesi di lavoro ma anche di residenza alcuni degli stati europei e dell'Unione Europea, e se ne vanno a lavorare lì, quindi sono sì cacciati dall'Italia perché non vengono offerte condizioni di lavoro, soprattutto alla parte intellettuale, ma non solo, ma se ne vanno perché trovano condizioni di vita alle quali forse si sono adattati meglio e si trovano anche meglio rispetto a quelle italiane. E guardate che questo è un problema per la nostra prospettiva, perché quando se ne vanno migliaia, ogni anno circa 10.000 ragazzi se ne vanno dall'Italia, dal Veneto, non dall'Italia, dal Veneto, vuol dire che in qualche modo costruiranno il loro futuro altrove, e io credo che questo sia un problema. Altiero Spinelli è stato eletto in Parlamento europeo nelle liste del Partito Comunista Italiano, io non so quella dichiarazione, però lui è stato eletto nel Parlamento europeo, lei lo sa, nelle liste del Partito Comunista Italiano su richiesta di Enrico Berlinguer. Quindi credo che abbia trovato nel Partito Comunista Italiano un punto di riferimento tale da farsi eleggere all'interno delle sue liste, quindi ha scelto la sinistra, ha scelto il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. E ultimo dato, perdonami, ma è innegabile che nel corso di questi 30 anni, partiamo dal 91, mi va bene come data di riferimento, forse dall'89, da quel referendum che tutti si dimenticano che c'è stato. Partiamo dall'89, ad oggi la parte politica che è contraria all'euro, contraria all'Unione Europea, in Parlamento è decisamente diminuita, tanto che non è più praticamente rappresentata. Non so quale forza politica oggi nell'attuale Parlamento, ha ragione qualcuno che lo ha ricordato, non c'è solo Fratelli d'Italia e la Lega che hanno fatto e hanno cambiato posizione, c'è anche il Movimento 5 Stelle che era contrario all'Unione Europea, dalle posizioni di Grillo. Conte mi sembra su una posizione assolutamente europeista. Allora, perché tutte queste forze politiche hanno scelto la domanda andrebbe rovesciata rispetto all'inizio, no? Da quelle dichiarazioni di Prodi, perché Sgarbi ha cambiato idea, perché la Meloni ha cambiato idea, perché Salvini ha cambiato idea, perché il Movimento 5 Stelle ha cambiato idea?
e allora forse ci racconteremo una storia un po' diversa da quella che è stata fin qui narrata. Gilberto, grazie. Piero. Grazie. Parto dallo spunto finale, perché hanno, io direi avrebbero, e poi spiego perché, cambiato idea. L'altro giorno Meloni, commentando la prossima manovra di bilancio, cioè noi non dobbiamo prendere delle scelte per cercare il consenso. È esattamente questa la risposta. Oggi i politici, che siano di centrodestra e centrosinistra, non hanno più bisogno del consenso degli elettori, in parte per le riforme anche quelle regressive dei sistemi elettorali, con le liste bloccate e le liste chiuse. Oggi il politico eletto, se non fa quello che ha promesso di fare, se ne frega, perché la segreteria gli dà una candidatura sicura nel collegio sicuro. I referenti che vanno resi contenti non sono i cittadini che votano, motivo per cui Meloni fa le stesse dichiarazioni di un Monti qualsiasi o di un Draghi, che dice: io non devo cercare il consenso nelle decisioni che prendo, che è surreale detto da un politico, perché se non cerchi il consenso come politico forse hai sbagliato lavoro. Dico avrebbero cambiato idea perché io qua forse sono un po' pignolo. Io ho sempre pensato, ma forse sono ingenuo, che il voto non si dia mai alle dichiarazioni, perché le parole se le porta via il vento, ma ai programmi elettorali. Io capisco che magari molti elettori non si vanno a leggere il programma elettorale. Io vi chiederei la cortesia se mi portate un programma elettorale degli ultimi 20 anni, dei 5 Stelle, della Lega, di Fratelli d'Italia, in cui si parla di uscita dall'Unione Europea e dall'euro. Guardate, vi offro una cena fuori a un ristorante a 3 stelle, perché sono sereno che nessun partito di centrodestra, di centrosinistra non ne parliamo proprio, ma abbia mai inserito in programma, che è quello che si vota, non il no euro tour fatto da Grillo o il basta euro fatto da Salvini. Quelle sono chiacchiere che si andrà a prendere una parte di consenso, perché c'era un fermento euroscettico in quel momento storico, il ritorno del populismo, l'ha spiegato benissimo la Clau e tante altre persone, e si è voluto prendere quel tipo di voto. Ma non è quelle cose che dicono a voce, non è mai stata scritta in nessun programma. Come fanno a cambiare idea se nel programma non hanno mai scritto un referendum, neanche l'uscita dall'Unione Europea e dall'euro, il referendum sull'euro, perché il cavallo di 5 Stelle era il famoso, era boiata perché non si può neanche fare, ma facciamo il referendum sull'euro? Non ce l'avevano in programma. Voi avete votato un programma con i 5 Stelle dove il referendum non c'era. Perché li accusate di aver cambiato idea se loro nel programma non ce l'hanno messa quella cosa? La Meloni poi anti-europeista particolarmente non l'è mai stata, quella è stato Salvini. La Meloni ha fatto 2 dichiarazioni, ma insomma non si è mai venduta per anti-europeista la Meloni rispetto a Salvini e a Grillo, sicuramente un po' più euroscettica della sinistra, ma va bene, questo lascia il tempo che trova. Velocemente quello che volevo dire: one size doesn't fit all, dicono gli inglesi. Se a lui gli facciamo un bel vestito su misura, a lui gli cala a perfezione, no? Se prendiamo qualcuno in sala che ha una fisionomia simile alla sua, non gli sta bene come a lui, ma gli calza bene. Lo mettete a me, mi sta male, lo mettete a qualcuno più basso, più alto, più magro, più grasso, gli sta male. Unione Europea e Euro sono la stessa identica cosa, i 27 paesi che ne fanno parte sono molto diversi per cultura, per storia, per struttura economica. Non esiste, non può esistere una politica fiscale e monetaria che vada bene per tutti i paesi. Stiamo dentro l'Unione Europea e la cambiamo da dentro, ci si sta chiedendo di stare dentro l'Unione Europea sostanzialmente contestando i principi stessi su cui si basa l'Unione Europea e contestando ogni scelta o violando ogni trattato. Va bene, si può fare, non vedo molto il senso, perché non c'è niente da salvare. Vi chiederei, quando mi dite una cosa oggettiva, non soggettiva, che noi, di positivo che riguarda l'Italia, che noi possiamo imputare all'Unione Europea, vi prego non mi dite l'Erasmus o il passaporto o la mancanza di cambio davanti agli altri numeri, qualcosa di un po' più concreto, su cui l'Italia di oggi sta meglio così grazie all'Unione Europea. La Cina è il successo, non possiamo riguardare il passato, ma mentre Prodi da noi svendeva lire, andava in Cina a fare lezioni e spiegargli come si facevano i distretti industriali. Oggi il paese che è cresciuto di più al mondo negli ultimi 20 anni e che ha tirato fuori quasi 1 miliardo di persone dalla povertà è la Cina, e l'ho fatto copiando l'Italia. Non mi sembra che è andata indietro la Cina. Stanno parlando solo di economia qua, politica industriale, non di come viene gestito il dissenso. Parliamo delle scelte. Quindi tornare indietro, non lo so, tutti i paesi intervengono fortemente nell'economia, anche quelli che si spacciano per ultraliberisti. Lo Stato innovatore della Mazzucato spiega come negli Stati Uniti tutta la ricerca è pubblica e l'iPhone senza ricerca pubblica non sarebbe mai esistito. Noi no, noi siamo più realisti del re.
Il debito pubblico, anche qua molto velocemente, fatto salvo i conti con l'estero, che sono sempre di meno, però io ci tengo a dire che il debito pubblico è sempre di meno quello detenuto all'estero, fatti salvi i conti con l'estero, il debito pubblico corrisponde per mera identità contabile al credito privato. Cioè se uno ha un debito, un altro ha un credito. Se il debito è pubblico, il credito è privato. Che è il credito privato? È il conto in banca tuo, è il conto in banca tuo, è il conto in banca suo, è il conto in banca dell'azienda. Quando vi dicono che vogliono ridurre il debito pubblico, sintetizzando ma non sbagliando, si stanno dicendo che ci vogliono spianare i risparmi. Non mi sembra una gran scelta politica. C'è un limite oggettivo oltre il quale il debito pubblico non è sostenibile? No, non esiste, se no il Giappone, come diceva Zingales 10 anni fa, avrebbe già fatto la fine della Grecia, e invece non è così, la fine della Grecia la stiamo facendo noi. L'ennesima volta c'è dove andiamo da soli, ma fuori dall'Unione Europea, ribadisco, però non c'è l'autarchia, nessuno vuole un'Italia isolata, dovresti stringere rapporti multilaterali e bilaterali con tutti i paesi del Mediterraneo, europei e nordafricani. I BRICS sarebbero un buon interlocutore sul fronte economico in questa fase storica per acquistare un po' di margine di manovra. Nessuno vuole un'Italia isolata. L'Italia è isolata così adesso. Sei dentro un consesso che ti penalizza, non conti niente. Ricordiamo cosa hanno fatto i francesi in Libia. Non conti niente. Oggi siamo isolati. Lo spread. Fa ridere che dentro l'unione monetaria ci sia lo spread. Se ci pensate è uno dei sintomi che questa cosa non funziona. È un po' forzato pure questo esempio, ma parlate degli Stati Uniti d'Europa. Mi dite qual è lo spread tra gli stati che fanno parte degli Stati Uniti d'America? Non lo sapete perché non c'è sta, no, perché non ve lo raccontano. È disfunzionale, non ci può stare lo spread tra paesi che appartengono a un'area valutaria comune. Non ci può stare, se c'è non funziona, quindi non funziona. Ultima cosa, non so se riguarda voi, ma una parte della sinistra sì, ancora devo capire dopo anni, perché io vengo da quell'area, come siano passati da essere no global a no border. Border! Prima non andava bene la globalizzazione, poi i nemici sono diventati i confini. No global, quando dicevano no, la globalizzazione, il neoliberismo, adesso invece i nemici sono diventati i confini, che è l'esatto opposto del no global. È stata una transizione curiosa e particolare, ma questa è una cosa mia. Grazie Gilberto. Allora, visto che si sta, c'è un po', so che dovete fare delle domande, allora cercate uno alla volta, adesso avrò l'aiuto del sindaco ovviamente, uno alla volta di alzare la vostra mano e di dire e fare la vostra domanda. Mi raccomando, io non so che ora che sia adesso. Allora mi avvicino per portare il microfono. Allora alzate la manina, chi che vuole fare la domanda. Bruno Turri, da Rovigo. Allora, Diego Crivellari ha citato più volte il fatto che in Parlamento tutti i partiti, cioè non vi siano partiti attualmente all'opposizione contro le posizioni sull'Unione Europea e che quindi anche i cittadini, grosso modo, essendo in democrazia, siano allineati a questi numeri, a questi schieramenti. Vorrei però ricordare che esiste una dittatura mediatica e di informazione per cui chi ha posizioni diverse non trova assolutamente spazio. Io vorrei dire, ad esempio, se i sovranisti fossero il 2-3%, mettiamo, hanno il 2 o 3% di spazio nella TV pubblica? Assolutamente no. Ecco quel motivo per cui vengono denigrati questi sovranisti come la peste, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei ricordare un fatto, un evento. Paolo Barnard, che è stato un giornalista economico, è stato cofondatore con la Gabanelli del programma Report, programma che tira fuori tutti gli scandali di destra e sinistra, che mostra, bellissimo programma. Però a un certo punto Paolo Barnard diceva che è ora di tirare fuori anche il discorso di come viene creata la moneta, quale sia il rapporto tra moneta ed economia ed Unione Europea. Beh, è stato cacciato via, stop e chiuso. Quindi per chi dissente dall'Unione Europea non c'è spazio, deve essere buttato nella fogna. Questo è la politica attuale dei nostri governanti.
Digital Service Act, controllo adesso sui social eccetera. Sì, addirittura adesso c'è il controllo sui social da parte di organizzazioni eccetera, per cui uno viene ritenuto pericoloso perché pubblica un qualcosa che è un fatto vero, però allora non sta bene ed è pericoloso, è bannato, è chiuso, viene cancellato e buttato in foglia. Questa è la democrazia. L'Europa si difende da questo. Cioè, credo che tutti abbiamo la sensazione, no, di un disagio, quindi sono sorpreso che non siamo d'accordo. Perché io sono qua per capire veramente che vantaggio mi dà l'Europa, perché vivo tutti i giorni un disagio al contrario. Io ho visto rovinare la mia sanità, ho lavorato 50 anni nella sanità. È logico che non puoi pagare metà degli altri se non hai un preciso scopo. Quello che vivo io, scusate, ditemi se sbaglio, è la sensazione che si stiano appropriando del nostro paese, lo stiano impoverendo per appropriarsi del nostro paese. Il nostro paese è il più ricco del mondo, da tutti i punti di vista, della diversità, della storia, della cultura. Che cos'è, professor Crivelaro? La democrazia. La democrazia è 50 più 1. Se è 50 più 1 dei cretini, non è democrazia, perché la democrazia deve garantire in una famiglia che il più piccolo e il più povero abbia lo stesso di quello che hanno gli altri, perlomeno il minimo necessario. Allora in Italia non ha vinto la Meloni, non ha vinto il PD, ha vinto chi che non se ne andava a votare. E dove sono rappresentati? Chi si cura di pensare quel pensiero, di dare valore a quel pensiero? Nessuno. Eppure in quella gente lì, io ho votato, non sono uno di quelli e mi dispiace, me ne dispiace, perché in realtà oggi non si può avere un pensiero politico, perché non è mai rappresentato, è preso per il culo, da tutte le parti. Allora, io sono arrivato a 73 anni per capire questo del mio paese. Io non mi sento protetto dall'Europa, che sceglie in base ai poteri forti. Ho la sensazione, se mi sbaglio ditelo, sono un cretino, ho la sensazione che l'Europa segue o che quelli che ci rappresentano l'Europa, perché poi parliamo di Europa, sono nomi e cognomi di persone che magari sono vendute. Non ho la sensazione che ci stiano proteggendo da niente, da una guerra che non ho capito, da una vaccinazione che non ho capito, da una malattia, di un virus che sparisce alle 6 di sera. Noi italiani ci siamo fatti convincere di questo e non voglio entrare in polemiche, sia chiaro. Sta dicendo la realtà, scuso se mi... Quello che gli italiani vivono. Io mi sento un italiota che vive questa situazione e non sono uno che non ha studiato, credo di essere uno che ha ragione. Normalmente sono sorpreso che non siamo tutti d'accordo e incazzati. Sono molto sorpreso e lo penso da sempre così. Ho partecipato una volta alle elezioni del mio paese, bisognava presentare 16 persone di maggioranza e 4 di minoranza, era così una volta. Io ho presentato solo 11 persone, perché ho detto, ma se in un paese non siamo capaci di andare d'accordo, cosa vuol dire destra-sinistra? Cosa vuol dire maggioranza-minoranza? Nel mio paese la democrazia cristiana a quei tempi faceva la prima, la seconda e anche la terza lista, ma spiegatemi, cosa vuol dire? Niente, no? Niente. Abbiamo vinto contro, ma non eravamo contro. Contro di chi? Cioè, stiamo avendo gli stessi problemi, non possiamo fare solo filosofia, professore. La democrazia non è una parola, deve essere qualcosa di pratico, mi devo portare a casa qualcosa, un diritto. E io non li vedo i diritti, li vedo solo calpestati ultimamente e non sono rappresentato da nessuno.
Ma cosa vuol dire un segreto militare? Su un'iniezione che devono fare a me? Ma cosa vuol dire? Perché non siamo capaci di reagire? Non c'è niente da discutere, o sì? C'è da discutere. Siamo d'accordo, no? Stiamo facendo stasera. Siamo d'accordo. Raccogliamo un'altra osservazione. Piangiamo, non applaudiamo, piangiamo. Ci riconosciamo in quello che stai dicendo. Sì, il Se guaio posso è. aggiungere un idealismo, Il guaio ci è. ricordiamo giochi senza frontiere. Ecco, io da giovanissima l'illusione, questa bellezza di vedere giovani che si spostavano in Europa, conoscevi queste realtà. Mi sono illusa che l'Europa potesse diventare un'Europa dei popoli. Ma in che situazione ci troviamo adesso? L'Europa delle banche. In quello che ha detto il dottor Breda. C'è C'è qualcuno che ci comanda, non ci riconosciamo e anzi ci sentiamo sopraffatti e addirittura ignorati se c'è un pensiero che dissente da quello che viene imposto dall'alto. Non possiamo riconoscere in un'Europa che prima ci illude in questa comunità come qualcosa di bello, ma in realtà gli interessi e i vantaggi sono solo di alcuni, non dei popoli. Raccogliamo altre osservazioni così poi lasciamo spazio agli ospiti di dare un loro commento al riguardo rapidamente. Sì, buonasera. Io mi chiamo Hervé Baron e sono uno storico del pensiero economico fondamentalmente. Allora, vorrei fare 2 o 3 considerazioni e poi lasciarle, diciamo, al dibattito. Ero abbastanza spaventato all'inizio quando sono stati presentati i video, no? Ho detto, oddio, adesso qua cosa mi tocca? Invece poi ho visto un pazzo scatenato e un nemico di classe. Lascio agli astanti decidere chi fosse il pazzo scatenato e chi fosse il nemico di classe. Per quanto riguarda alcune cose che ho sentito, no? Si parlava che c'è il sogno, bisogna fare la democrazia europea, gli Stati Uniti d'Europa democratici, ma questo non è un sogno secondo me, questa è una piena illusione per un motivo molto semplice, perché per fare la democrazia ci vuole il demos e in Europa non esiste il demos. Non esiste il demos perché parliamo 26-27 lingue diverse dentro l'Unione Europea, perché abbiamo 3 religioni diverse con varie confessioni, perché ci sono dentro cristiani ortodossi, cristiani cattolici, cristiani riformati, ci sono dentro ebrei, ci sono dentro musulmani, e non sto parlando degli immigrati, ma per esempio in Bulgaria ci sono dei musulmani, in Bosnia se mai entrerà ci sono i musulmani, eccetera eccetera, gli albanesi sono per la maggior parte musulmani. Non c'è il demos. Per creare il demos ci vorrebbe tempo, molto lavoro politico e, come è stato detto qui, si è messo il carro davanti ai buoi, quindi si è fatto esattamente il contrario. Se pensate che questa cosa che sto dicendo sia campata per aria, io vi direi un nome: Simón Bolívar, il libertador d'America Latina, che fu colui che praticamente cacciò via gli spagnoli dall'America del Sud. L'America del Sud, come tutta l'America Latina, veniva da 400 anni di colonialismo, quindi loro avevano la stessa religione, erano tutti cattolici, la stessa lingua, erano tutti spagnolizzati. Però quella che doveva essere la Gran Colombia, cioè l'equivalente di quelli che oggi sono Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù, si spaccò. Il Perù se ne andò subito per gli affari suoi e gli altri 3 paesi si spaccarono, tanto è vero che Bolívar prima di morire disse: ho arato il mare. E quelli erano tutti cattolici e tutti praticamente parlavano tutti castigliano. Noi qui siamo cattolici, protestanti, eccetera eccetera, parliamo 27 lingue diverse, abbiamo tradizioni e culture diverse, come è stato detto. Si doveva partire dal demos per creare un'Europa democratica, non si è fatto, si è fatto il contrario. Quindi se questo corrisponde a verità, se quello che sto dicendo non è campato per aria, vuol dire che logicamente l'unico modo per poter fare l'Europa il metodo è il dispotismo illuminato. Democrazia, un cazzo.
Ok? Se vogliamo proprio essere logici e coerenti. Allora, se è il dispotismo illuminato, uno potrebbe chiedersi, ma allora l'Europa, non l'Europa, perché l'Europa è un'espressione geografica, come disse qualcuno, l'Unione Europea, a che cosa serve? Allora, io non sono mai stato un marxista in vita mia, però sono sempre stato socialista. Ve lo dirò in termini gramsciani, così anche chi viene da magari capisce. Serve per fare un'enorme rivoluzione passiva. Le classi dominanti si sono probabilmente associate, non che si siano trovati una sera al buio e si sono messi d'accordo, perché non funzionano così le cose, è un processo storico, si sono messi d'accordo, associati in maniera processuale, diciamo così, e ci stanno togliendo tutto a noi che stiamo in basso, perché si è parlato del mercato del lavoro italiano, ma vogliamo allora io ho vissuto 5 anni in Francia, ho vissuto anche in Inghilterra, quindi so di cosa sto parlando. Vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Francia, che finora era stata la, tra virgolette, felice eccezione per quanto riguarda il mercato del lavoro? Vogliamo parlare del Duca Conte Macron, come lo chiamo io, che cosa sta facendo in Francia? Vogliamo parlare del fatto che questa persona non risponde ai suoi elettori? Perché risponde a certe altre logiche, perché appunto fa parte di questa immane rivoluzione passiva. Ecco a che cosa serve l'Unione Europea, ecco perché cercare di pensare a venirne fuori senza rompersi le ossa potrebbe essere un inizio. E per far cosa? E basta con l'autorazzismo, per favore. Dove andremo mai? E poi andiamo a svalutare. Col cazzo! Se noi ci riprendessimo in mano le leve di politica economica, che non è svalutare è una cosa e nemmeno la più importante, si chiama leve di politica economica, il che banalmente potrebbe voler dire penso a fare una cazzo di politica industriale, che attualmente è impossibile, ok? Perché se non lo vietano i trattati alla lettera, sicuramente lo spirito dei trattati non è nell'ambito di una politica industriale, e sicuramente i rapporti di forza che si sono creati nell'ambito dell'Unione Europea a noi difficilmente lo consentirebbero. O voi pensate che il diretto concorrente nostro, che era la Germania, perché noi eravamo attivi negli stessi settori in cui erano attivi loro, ma a segmenti di valore aggiunto leggermente più basso, ce lo permetterebbero? Siete davvero così ingenui, vi chiedo? Non so, che a me pare di aver capito che quello che gli altri non possono fare, però la Germania lo fa. Adesso si è parlato dei fondi speciali, vogliamo parlare di quando le banche tedesche intervenivano durante il processo di emissione dei Bund, per cui sbarazzavano il mercato in modo che domanda e offerta fossero sempre uguali e così non crescesse il tasso di interesse. Di questo ha parlato Financial Times, non è che me lo sto inventando io, oltre che un giornale online italiano che si chiama Economia e Politica. Quindi ecco, volevo lasciare queste considerazioni al dibattito. Grazie. Direi, Dario, che di carne poco c'è, però permettimi, perché Lorenzo mi aveva chiesto 2 minuti, anche lui giustamente dire tu a Lorenzo. Mi sentite? Sì, ok. Allora, innanzitutto la prima cosa che ho notato è, non mi ricordo il tuo nome, quando ha citato il fatto che tutti questi che sono andati al governo si sono convertiti quasi a essere europeisti, come se fossero stati fulminati alla moda di San Paolo verso la Damasco. Secondo me la storia è un'altra, secondo me questi qui prima si sono fatti un giretto come ha fatto Spinelli negli Stati Uniti a parlare con Kissinger e ha detto: signori, probabilmente l'aveva detto anche alla Meloni, se non fate quello che diciamo noi, fate la fine di Aldo Moro e di Mattei. Io quello che vedo, quello che mi allarma è che viviamo in una società dove l'economia ha preso il potere sulla legalità e sulla politica. Basta vedere i contratti che sono stati desecretati di Pfizer dal Sudafrica, contratti capestro che danno l'immunità totale a chiunque abbia a che fare con la Pfizer. Stessa cosa succede a quelli del MES. Tutti quelli che lavorano per il MES godono anche dell'impunità di qualunque tipo di reato. Uno che lavora per il MES può venire qui a ammazzare qualcuno ed essere
non imputabili, come fosse un diplomatico. Ma stiamo scherzando? E poi la cosa che mi ha fatto proprio, mi ha smosso lo sdegno più profondo, è fatto vedere l'arroganza di un personaggio tipo Fassino che è andato in Parlamento a dire ma io prendo solo 5.000 euro al mese scarsi, quando in realtà i suoi conti sono pubblici, ne prende 11.000. Io vedo che nella classe politica non c'è più nessun tipo di ritegno o di senso del pudore. Io sostengo che da quando è andato al governo Berlusconi, prima c'era il conflitto di interesse, hanno tolto il conflitto, sono rimasti solo gli interessi. Vedo che la politica fa costantemente gli interessi che non sono i nostri. Qualunque parte è nata al governo, da che ricordo, 57 anni, non ha mai fatto gli interessi dei cittadini italiani. Per cui, quello che vedo in politica adesso, quelli che vedo da lontano, i pupazzi che girano in televisione, mi disgusta. Adesso facciamo questo giro, questa panoramica e poi ci salutiamo. Grazie. Ma io direi di partire come volete, importante che ognuno dica la sua. Come ci lasciamo? Allora partiamo, lasciamo a Manuel perché come ha aperto lasciamo anche, essendo consigliere comunale, anche l'ultima parola. Io direi di partire da Ruzzante, Trovetta, Crivellari, Fagan. 1 minuto a testa. Bene, allora, rapidissimo. Primo, mi è piaciuto il confronto di stasera proprio perché io credo che bisogna saper ascoltare anche punti di vista diversi e il non voto va considerato. Io guardo sempre il risultato del non voto perché spiega tante cose e sono persone che vanno ascoltate, capite, comprese e anche rappresentate pur avendo scelto di non votare, e credo che questo sia una grande lezione alla politica. Io credo negli Stati Uniti d'Europa, inutile girarci intorno, gli Stati Uniti d'America si sono realizzati negli stessi presupposti, con religioni diverse, con lingue diverse, ci sono intere parti dell'America dove ancora oggi la prima lingua è lo spagnolo, non l'inglese, l'anglo-americano, insomma, eccetera. Credo in questo sogno, credo che se sapremo realizzarlo in maniera diversa rispetto a come si è realizzato finora, potremo averne dei vantaggi in termini di prospettiva. Credo nell'intervento dello Stato in economia, non è vero che l'essere a favore dell'Europa non significhi non pensare per esempio alla necessità di una politica industriale. Credo che sia stato un grave errore per l'Italia aver abbandonato questo modello, certo non è più tempo dell'IRI vecchio stampo, ma sicuramente un intervento dello Stato in economia secondo me è assolutamente cosa necessaria e utile. Ultima cosa, non tutto passa attraverso l'Europa. Quando mi parlate della sanità pubblica, io vi dico quello che è successo perché sono stato 10 anni in Consiglio regionale e le ho viste con i miei occhi. Galan scelse di togliere l'addizionale IRPEF. Questo ha significato che il 13% della popolazione più ricca che pagava l'addizionale IRPEF ha sottratto 1 miliardo all'anno al resto, sono il 13% della popolazione più ricca, ha sottratto le risorse al restante 87%. Quindi se oggi voi non ricevete più quello che è necessario in termini di sanità pubblica, è una scelta che è stata compiuta in Veneto e che non viene compiuta in nessun'altra regione italiana. Allora, aver fatto i ricchi più ricchi, perché tanto loro la sanità non vengono a prendersela quella pubblica, ma ce l'hanno quella privata, e aver reso così debole, così povera la sanità pubblica, che era uno dei fiori all'occhiello, unendo socio e sanitario, secondo me è stato un grave errore. Non lo ha fatto l'Europa, l'ha fatto la Regione Veneto. Fine. Grazie Piero.
L'IRPEF, questo meriterebbe secondo me un confronto a parte, magari su questo saremmo d'accordo, perché si parla tanto di flat tax, poi gli scaglioni IRPEF sono stati progressivamente ridotti nel corso dei decenni e sostanzialmente proprio quello che è successo oggi è che le fasce più basse dei vecchi scaglioni oggi pagano di più e le fasce che prima pagavano di più, quelle più alte, oggi pagano di meno, quindi sono state ennesime riforme regressive. A me dispiace, sembra cosa fisica, ma questo è stato. In bocca al lupo però a fare la lotta all'evasione o ai più ricchi in un regime di libera circolazione dei capitali. In bocca al lupo, non credo sia particolarmente facile, anche perché l'Europa, insieme al Centro America, è il continente con il più alto numero di paradisi fiscali o simili. Gli amici olandesi ci rubano un bel po' soldi, danno con l'illusione che è evasione legalizzata, ma è evasione ed illusione. Però questo all'atere. Io sono d'accordo, è vero, vanno presi in considerazione il non voto, anche perché aumenta progressivamente, vado a memoria dal fine degli anni 70-80, almeno se guardi i dati delle elezioni nazionali, votavano l'88% degli aventi diritti al voto e ogni elezione nazionale scendeva. Anche quello magari meriterebbe un incontro a parte, come si è arrivati a questo con la disarticolazione dei corpi intermedi, i grandi partiti di massa, i sindacati da un lato, ma anche là ci sono state le riforme che hanno favorito questo processo di distaccamento del cittadino dalla politica. E però, io qua lo so, però d'altronde non stiamo in campagna elettorale, non sto qua per prendere voti, quindi posso pure dire una cosa che non piace. La nostra Costituzione, che almeno sulla carta è ancora vigente, la prevede questa cosa, cioè che noi cittadini ci potremmo trovare una classe politica che non rappresenta i nostri interessi. Ovviamente è legittimo non votare, non ci mancherebbe altro, però la Costituzione suggerirebbe un'altra strada. Impegnati attivamente in politica. Non c'è il politico che ti rappresenta? Fallo te. Non c'è il partito che ti rappresenta? Fallo te. Certo è più palloso, è più difficile perché toglie tempo, energie e risorse, però piuttosto che dire fate vobis, perché poi è vero che è un diritto quello del voto, ma anche un po' un dovere, e se rinunci e poi ti prendi quello che capita però, a me dispiace dirlo, però è così. Sull'Unione Europea vorrei chiudere con una battuta, io faccio sempre l'esempio di Cartagine, ma oggi è stato un confronto sereno, quindi non dirò che noi dovremmo sperare per l'Unione Europea la stessa fine di Cartagine, cospargendo poi di sale le sue rovine. È un po' forte, però per alleggerire possiamo dire che l'Unione Europea è quella cosa in cui 27 paesi non riescono a risolvere quei problemi che non avrebbero mai avuto senza l'Unione Europea. È più simpatica, meno cattiva, ma secondo me riassume bene l'idea. Diego? Poche battute, intanto per ringraziare ancora per l'invito, per la discussione. Purtroppo sono un po' perso da Gramsci e Kissinger, quindi non è che ho il tempo materiale di raccogliere tutti questi stimoli, però assolutamente interessanti. Sulla democrazia dico una cosa, non voglio uscire da questa serata che qualcuno pensi che si sia a favore di un'Europa tecnocratica, omologante, che vuole rendere uguale la Copenaghen con Roma o Amsterdam. Non è questa la visione. C'è una discussione che da decenni peraltro dura su dove debba approdare questa Europa, o un meccanismo federale che veniva prima richiamato, o un'Europa dei popoli, che poi in realtà secondo me rischierebbe molto di ricadere anche lì sul gioco dei nazionalismi, le piccole patrie, le gelosie eccetera. Siamo ancora purtroppo, lo dico, in mezzo a queste discussioni. Quindi quando chiamate in causa quella parola, che però è anche una pratica, la democrazia, non lo facevo solo da un punto filosofico. Credo a una democrazia liberale, quindi che è fatta di procedure, istituzioni, percorsi, elezioni, quindi nessuna, come dire, cosa diversa da quello che magari qualcuno poteva intendere malamente. Però mi ricordo che ho studiato, mi sono dato su un autore che è un classico della democrazia che si chiama Tocqueville, che scriveva in un libro intitolato La democrazia in America questo, uno dei primi capitoli: esistono epoche di grandi partiti, di grandi passioni, partecipazione, coinvolgimento, ed esistono epoche di piccoli partiti, quindi passioni meschine, l'economia che cangiava la politica, eccetera. Scriveva queste cose 200 anni fa, peraltro.
Io penso che oggi siamo in un'epoca forse di piccoli partiti, ecco il problema della rappresentanza, il non voto, chi è schifato, forse anche diciamo piccoli partiti perché sono stati un po' piccoli protagonisti, ammettiamo pure questo tipo diciamo di visione. Per diciamo tornare invece, non dico a sognare, ma a realizzare leggi, riforme, istanze favorevoli ai cittadini, forse più che individuare nell'Europa la fucina di ogni male, occorrerebbe tornare a una politica grande, una politica di grandi partiti, intendo partiti come grandi idealità, grandi forze, grandi idee, grande partecipazione. Questo forse potrebbe aiutarci a liberarci di quel paradigma tecnocratico liberista che ha fortemente condizionato questa Europa, che molto spesso non funziona, e crearci qualcosa di più vicino ai cittadini che in qualche modo non ci sganci da questo meccanismo, ma faccia in modo che per l'Italia c'è dentro questa Europa qualcosa di forte, rappresentato e alleato a un quadro secondo me che rimane necessario per poter pesare e contare a livello mondiale ed essere più forti, diciamo più consapevoli, questo penso. Grazie Giorgio, grazie ancora. Allora lasciamo chiudere a Manuel Pagan, consigliere comunale appunto di Paese Campo San Martino. A te la parola di Manuel. A me dispiace un po' per l'aria anche che si è respirata stasera, perché si sente un po' di amarezza, di gente un po' incazzata anche, però spero che possa essere uno spunto per capire che forse c'è qualcosa che non va. Comunque volevo sottolineare anch'io con una battuta che non abbiamo pagato nessuno, e sono liberi cittadini che hanno deciso di venire qui questa sera. Io faccio un'ultima considerazione dicendo che i danni che fa secondo me questa Europa con le sue leggi, poi abbiamo saltato tanti temi interessanti quali potevano essere le case green, l'elettrico, tutta questa cosa qua. Comunque volevo dire che i danni che fa l'Europa con le sue leggi, con le sue imposizioni, purtroppo poi le dobbiamo pagare noi, intendo noi come amministratori locali, come piccoli comuni, e che siamo l'ultima ruota del carro. I cittadini quando hanno problemi alla fine vengono sempre a bussare alla porta da noi, cioè non è che vanno in Europa o a Roma, vengono qui nei nostri comuni a chiederci aiuto. E è dura perché c'è sempre più gente che ha veramente bisogno, intendo anche bisogno proprio di mangiare, non di cose superflue. Io spero che possa cambiare un po' la situazione nel futuro. Voglio essere fiducioso comunque. Grazie. Grazie Manuel. Allora, per proprio chiudere del tutto, diamo la parola al signor Sindaco, dottor Dario Luigi Tardivo. Ci aveva promesso anche di presentare un libro. Sì, infatti adesso innanzitutto chiedevo a Lorenzo che voleva dire un progetto prima della rinchiusura. Allora, Si è parlato di sanità pubblica e su questo tema domani pomeriggio a Padova proietteremo il film C'era una volta in Italia di Federico Greco e Mirko Melchiorre, ed è un film appassionante che racconta di come una comunità in Calabria ha difeso un ospedale ed ha difeso la parte che gli era più vicina della nostra sanità pubblica. A seguire ci sarà un dibattito sulla difesa della sanità pubblica in cui interverrà Gilberto Trombetta, interverrà anche Enrico Bonfatti, che è qui presente anche lui, che ha lavorato anche in ambito sanitario, ma soprattutto avremo come ospite Riccardo Munda, che è un medico di base che ha lavorato in Val Seriana, quindi nella zona colpita più duramente dalla pandemia, e un medico che ha salvato moltissime vite e che non ha avuto, diciamo, una persona che non ama mostrarsi, ma che ha dato tantissimo per il benessere delle persone e per salvarle.
E il tema è interessantissimo, quindi se qualcuno riesce a raggiungerci ci fa moltissimo piacere. Domani pomeriggio in Corso Milano a Padova, al parco, adesso si chiama Parco Prandina, ma è conosciuto anche come Giardini Cavalleggeri. E a presto, grazie mille. Tema sicuramente importantissimo, perché la sanità pubblica è fondamentale. Oggi abbiamo fatto, dal mio punto di vista, un servizio pubblico, che è quello che deve fare la pubblica autorità, cioè permettere un confronto anche acceso, ma su idee contrapposte o su idee che abbiamo visto anche in certi casi molto molto simili, quindi davvero mi fa piacere di questa serata e di come si è svolta. Parlavamo del progetto editoriale di Piero Ruzzante sul Vajont. Sì, volevo spendere anch'io 2 parole. Sì, perché allora io credo che la cultura a destra, a sinistra, sotto, sopra è democratica, spero. E allora Piero Ruzzante, come sapete, è un scrittore, è intanto un scrittore, ha fatto tutta una serie di attività per conoscere meglio, eccetera, ricerche, ecco, non mi viene bene la parola, ricerche su una strage, la dicono disgrazia, io lo chiamo la strage, quella del Vajont, 9 ottobre 1963, 9 ottobre anche morto anche Che Guevara, scusate, ma vabbè, io sono anche Che Guevariano e su questo libro che ha fatto Piero parla appunto del Vajont e tutta questa cosa. Io volevo dargli 2 minuti, Piero, ma 2 minuti di orologio, darti la parola per presentare questo libro. Sì, grazie. Questo libro si intitola L'acqua non ha memoria. È un lavoro di 4 anni che ho fatto di ricerca negli archivi del Vajont, che non sono solo quelli, l'archivio di Stato che si trova oggi a Belluno, le carte del Vajont, ma in realtà il processo voi sapete che è stato spostato all'Aquila, a centinaia di chilometri di distanza. All'Aquila però c'è stato il terremoto e quindi queste carte sono ritornate a Belluno e fanno parte dell'archivio di Stato. Io ho fatto le ricerche invece in 2 archivi periferici, degli avvocati della SADE, che era l'azienda privata che aveva deciso di costruire il Vajont, la diga del Vajont, e degli avvocati difensori delle parti civili, quindi chi ha difeso i sopravvissuti. L'acqua non ha memoria è tratta da una frase di Ramón Gómez de la Serra che dice: l'acqua non ha memoria, per questo è così limpida. E sta a significare una cosa molto semplice, che l'acqua non ha nessuna responsabilità né nessuna colpa se si trovava in maniera così ingente a quella quota di altezza. Le colpe vanno cercate altrove, non è colpa dell'acqua, non è colpa di un sasso che è caduto, come scrisse Dino Buzzati, dentro un bicchiere, questo bicchiere era pieno d'acqua, l'acqua è scivolata sulla tovaglia. Peccato che quella tovaglia ci fossero 1910 persone che in 4 minuti sono scomparse letteralmente, moltissime non sono state neanche più, i corpi non sono neanche stati più ritrovati. Il mio obiettivo era dimostrare che ci sono delle cose che non erano conosciute del Vajont, ci sono riuscito perché ho trovato delle carte che non sono mai apparse in nessuna pubblicazione. Ho letto tutto sul Vajont nel corso di questi 4 anni per documentarmi, ovviamente, e ci sono dei fatti rilevanti nuovi che sono avvenuti prima, durante e dopo quel 9 di ottobre del 1963. Le prime 100 pagine però le ho volute dedicare alle voci di chi anche non c'è più, non solo perché è scomparso nella notte del 9 ottobre, ma anche perché sono testimoni che sono scomparsi nel corso degli anni. Ho riportato in vita quelle voci, sono le testimonianze fatte ai carabinieri, ai magistrati che hanno indagato, alla commissione d'inchiesta
parlamentare, la commissione ministeriale, quindi nelle prime 100 pagine troverete in maniera cronologica quello che è successo nell'ultima settimana del Vajont, ed è scritto come un romanzo e si trovano tante storie, sono storie incredibili. La storia di un operaio della Faesite di Longarone che alle 18 del pomeriggio va su al lago del Vajont e butta la canna da pesca perché vuole pescare, e alle 18, il Vajont è avvenuto alle 22:39, viene giù il Monte Toc che genera quello che è successo, la morte di 1910 persone tra i paesi di Longarone, Ertocasso e Castellavazzo, e questo operaio, Giobatta Dedea, va a pescare, si guarda intorno e vede quello che i tecnici non riuscivano a vedere, cioè vede che sta venendo giù tutto, corre a casa, avvisa la moglie, gli dice: tu adesso vai a dormire a Forno di Zoldo dai tuoi genitori, io devo andare, ho il turno e vado a lavorare alla Faesite di Longarone, però tu vai verso i tuoi genitori perché non mi è piaciuto quello che ho visto lassù nel lago della diga. Avvisa anche nostro figlio Luciano che sta a Longarone. La moglie avvisa il figlio non crederà alle parole di allarme del padre e morirà quella notte. La moglie, a pochi minuti dalle 22:39, si incammina verso Forno di Zoldo, verso la salvezza. E sono decine e decine di storie in cui il rapporto tra vita e morte è sottilissimo. Per esempio c'è la storia di un carabiniere, Rinaldo Aste, che nel cuore della notte a Longarone viene svegliato e gli chiedono, proprio quella notte, chissà perché, la SADE aveva richiesto che ci fosse un posto di blocco per impedire alle macchine di transitare nella strada che portava su verso Erto, perché poteva essere quella notte un po' di acqua, ci poteva essere una perdita d'acqua dal lago della diga, per dire come le cose le sapevano perfettamente. E la storia di questo carabiniere che fa il posto di blocco, appena istituisce il posto di blocco viene colpito dai sassi lanciati dall'onda che lancia i sassi, lancia i massi, lancia il fango, lancia di tutto, gli arriva addosso questo, riesce a scappare, si volta e guarda la cascata della diga che va a Longarone. Peccato che a casa lui aveva lasciato la moglie e le 2 bambine piccole, e quindi vede e assiste alla cascata. Lui si salverà nonostante le ferite e vedrà la morte della moglie e delle figlie. Ma ci sono tante altre storie, ci sono la storia di Lorenzo Rizzato che a 30 anni lavorava all'università, era l'ultimo dei tecnici, aveva un contratto temporaneo all'Università di Idraulica di Padova, e nel 1961 l'Università di Idraulica costruisce un modellino a 9, Vittorio Veneto. In questo modellino si riproduce la diga del Vajont e si riprodurrà esattamente nel 1961, 2 anni prima che avvenisse il Vajont, 2 anni e 8 mesi prima che succedesse il Vajont. Si riproduce la frana del Monte Toc e si vede che effetti potrebbe avere sul bacino del lago, e l'Università di Padova dirà: sopra i 730 metri non c'è pericolo. In realtà non sarà così, neanche nelle rive del lago. Poi l'Università di Padova dirà: ma stiamo attenti a quello che può succedere all'acqua che sormonta la diga e va verso Longarone. Bisognerebbe fare un ulteriore studio, lo studio non si farà. Lorenzo Rizzato prenderà queste carte e le porterà fuori, le consegnerà a un parlamentare, Franco Busetto, il primo e unico parlamentare che nel 1961 aveva detto attenzione ai rischi per Longarone, 2 anni prima, 2 anni e mezzo prima. Non riceverà risposta da questa interrogazione e queste carte verranno portate in Parlamento. Lorenzo Rizzato pagherà col carcere per questa sua scelta di prendere questa documentazione e portarla fuori dopo la vicenda del Vajont, e sarà l'unico a stare in carcere per 8 anni, cioè l'unico che aveva pagato
per la vicenda del Vajont, 1910 morti, di una frana che era prevista, prevedibile, scontato che sarebbe accaduta, è stato Lorenzo Rizzato. Ecco, queste e 1000 altre storie le trovate dentro questa ricerca, sono stati 4 anni di durissimo lavoro. La soddisfazione alla fine è di aver portato in emersione delle storie che non sono mai state raccontate sulla vicenda del Vajont. Questa era la scommessa come storico, che avrei trovato alcuni segreti, e questi segreti sono scritti in questo libro. Grazie. Grazie Piero, grazie a tutti. Volevo anche ricordare una grande giornalista che sul Vajont ha dato, diciamo, la sua vita, diciamo così, la Tina Merlin, comunista, quelle comuniste però, che scriveva sull'unità, e quindi era tutti i giorni là praticamente a fare articoli su articoli per dopo spedirli all'unità. Ecco, questi sono i personaggi che comunque ricordano questa storia. Grazie Piero, grazie a tutti voi, grazie a Gilberto Trombetta del Fronte per la Sovranità Popolare, grazie a Piero Rusante, storico e scrittore, grazie a Diego Crivellari del Comitato Direttivo Regionale del Partito Democratico, e grazie ovviamente al consigliere mio socio anche per fare le varie conferenze e tutto quanto. Grazie a Manuel, ovviamente grazie a tutti per la vostra presenza.